Moderatore, verbalizzatore. Ah, bravo, sì, moderatore, verbalizzatore. Chi vuole fare il moderatore questa sera? Io aspetto la settimana prossima che non so più organizzare. Claudio vuoi fare uno? Non l'hai mai fatto il punto? No, dai Claudio, non l'ha mai fatto Claudio. Claudio. Dai, vai. Claudio. Vedi come fai tu che è carino, con numeri, così si fa. Scrive una vita dopo le foto. No, quindi fai in progressione. Così sa anche quanti interventi ha fatto ciascuno. Allora, questa le foto, Quando uno alza, te metti 1, 2, 3, in base adesso alza lui, te metti 1, si alza, te metti 2, dopo quando hai finito che tutto scancelli ti lasci più aperto. non è prova, No. ma ne sono pochi per cui, come dire, che ne ciampo pochi casomai. Le parole. Ne prendo poco di parole e sciappe. E poi ci vuole un verbalizzatore. Quello che faccio io? No, se no, se qualcun altro si offre, ben bene. Vai. Bene. Allora, scusate un attimo, scusa, prima di cominciare, voglio parlare con Gianni. I nostri parlamentari che vogliamo, come si può dire, se fuori la polemica della diaria, no? O no? Cioè praticamente, se non vuoi più male, si parlava di 3.000 euro al mese, netti più o meno, più le spese reclutate, no? Invece alcuni di questi qua vedo che non va via bene perché non gli stanno dentro, cioè non so, adesso vuol dire se va definire la storia o siamo ancora lì, cioè praticamente se fermiamo quella roba qua per stiamo il fianco a delle critiche, cioè praticamente perdiamo un po' di credibilità e secondo me che la trasparenza è uno dei nostri punti forti. Si fa quelle robe qua per conto mio non è un mio amico, no? Adesso la butto lì, qualcuno sa che cosa? hanno deciso che si fa come si era deciso, cioè si tengono i 5.000 lordi, sì, che poi rendiconteranno le spese. Quindi si sta alle regole che Sì. e quelli che non sono d'accordo, quelli che non sono d'accordo vedremo chi faremo io no. Io li mando via. Non li mando via. Devono ritirare la delega da parlamentare e andare a casa e dare il posto a quello che succede, quello che viene dopo, perché l'accordo era quello lì. Certo. Perché se per qual caso qualcuno in Veneto non si comporta così, faremo il picchettaggio fuori dalla porta di casa sua e lo prenderemo a sputi in faccia. E dopo che ne denuncia? Perché mi sono stato in mezzo alla neve, sotto la bufera, per portare fuori i volantini perché possa prendere i voti per andare a Roma a prendere 5.000 euro lordi al mese. Gratis, anzi, come ho speso soldi. Perciò, mica poco delle mani che la femo. Va a casa e va su un altro. No. Bene. Adesso restiamo... Al coordinatore ha discusso chi è che parla per l'ordine del giorno. No, fai tutto te se vuoi. Tanto se no, io faccio il verbalizzatore, no, perché... non sei su internet? No, non so. Beh, ce l'ho io se volete. No, fallo tu dai Michele, dai. Sì, vabbè, lo dico. Dici te. Allora, le leggo a manetta quelle che sono tanti punti stasera che dobbiamo discutere. Però forse ci dimentichiamo qualcosa, soprattutto ricordate che vi ho postato delle robe, adesso non so soltanto io, non posso scrivere tutte. Allora, discutere una volta per tutte se il gruppo è favorevole ad attivarsi sin da ora con le liste Movimento 5 Stelle e San Bonifacio per il 2014, per la scelta dei candidati, consiglieri, eccetera, o se si vuole rimandare la decisione a data da destinarsi, settembre per esempio, almeno da chiarire la posizione del gruppo su questo tema. Poi, sviluppo delle modalità di incontro dei cittadini, associazioni e gruppi di cittadini per raccogliere le loro esigenze e bisogni. Proposta di verbali da approvare prima di pubblicarli, cioè come gestire l'approvazione dei verbali sostanzialmente. Provvedere a produrre materiale propagandistico da dare ai cittadini a fine che si dia visibilità al movimento.
di raccogliere risposte migliori a domande frequenti dei cittadini in modo da creare un cartellone per i banchetti. Diciamo che ci sono tutta una serie di punti che riguardano i banchetti, diciamo, per capirci. Dopodiché c'è invece un discorso di organizzazione nostra interna, perché c'è Organizer, automazione e c'è una proposta di come gestire appunto il meetup, che è collegata ai gruppi di supporto, cioè c'è tutta una proposta per gestire il meetup e che va sempre dentro lo stesso calderone, stato della cassa e turnazione del referente. E dopodiché l'ultimo punto che mi sono segnato qua è acquisto di un tavolino per i banchetti e un'eventuale chiavetta internet per le sale civiche e i banchetti. Quindi sostanzialmente ci sono, mi viene da dire, dei grandi contenitori, un contenitore che riguarda come ci muoviamo rispetto alle liste elettorali, eccetera, rispetto all'amministrazione. Poi c'è tutta una serie di cose che riguardano il coinvolgimento dei cittadini sostanzialmente attraverso i banchetti, i manifesti, eccetera, tutte quelle robe lì. E poi c'è invece tutto un insieme di punti che riguardano come gestire il meetup e la turnazione di contenuto. Come fuori? Quindi No, ma forse mi è sfuggito. mancava qualcosa, sì. Sì, mancava forse il punto riguardante il contratto di 9 milioni di euro. Ah, bravo, sì, che è stato aggiunto alla fine, vediamo dove se lo becco. Che sia il caso di... Scusa, posso? Sì. Ah, no, scusa. Adesso io parlo adesso. Ah sì. Sì. Allora aspetta che l'avvocato adesso. No, volevo solo dire, no, se è il caso di prefissare l'ordine del giorno. Cioè in che ordine lo facciamo questi punti qua? Lo decidiamo adesso? Cioè prefissarlo vuol dire che dovresti, come dire, approvare prima l'ordine del giorno. No, ma dico adesso. Adesso vabbè, Decidiamo adesso a maggioranza qual è l'ordine del giorno, Sì, qual è il punto da discutere per prima, non so. Sì, decidiamo adesso. Aggiungo sempre sul discorso dei banchetti, perché l'ho beccato anche il discorso di fare un cartellone con le proposte di cittadini, che non so se c'era lì. Sì, l'ho postato. Sì, no, postato c'è, non so se l'ho messo qua nell'elenco delle robe. Ah, cartellone per i banchetti, sì, t'ho scritto perché c'è le cartellone. Poi potremmo magari invece dell'amministrativa, potremmo magari. Sì, partiamo con delle robe anche secondo me, perché dopo magari viene qualcun altro, meno che se parliamo, insomma, bravo, meglio che siamo di più, insomma. Concordo. Sì, Maurizio ti amo, Partiamo dal basso allora. Partiamo dalle cose più semplici. Visto che noi veniamo dal basso, partiamo dal basso. Partiamo dal basso. Perché anche quello che ti sto tu, vero? Ciao Giuliano, sei qua fuori? Adesso arrivo, aspetta. Sì, arrivo. Stavo io, Eccolo lì, non lo trovo adesso, ma dopo lo vediamo. Vabbè, quel discorso della GSM. Non riesco a trovarlo qua. L'hai postato dentro il... No, avevo fatto una discussione. Ah, una discussione c'è. Allora, aspetta che vado in una discussione. Va bene, quindi sostanzialmente amministrativi lo lasciamo dopo, abbiamo detto. Adesso ci sarebbero... Parliamo dei banchetti, se volete, facciamo dei banchetti, come gestire i banchetti, eccetera. Perché dopo anche il discorso di come gestire la turnazione, chi fa il organizer, eccetera, più siamo meglio è, perché poi giustamente lo facciamo insieme, insomma. Ok, allora se va bene partiamo dal diciamo, coinvolgimento dei cittadini, diciamo così, va bene? Va bene Gianni, tipo il tuo coinvolgimento dei cittadini. Ma tu riesci ad andare in internet? Perché non scrivi direttamente sul documento? No, su internet. Beh, ma lo faccio un po' più in coda dopo, Sì. anche perché...
Ciao, ciao. Stiamo per cominciare adesso. Com'è? Ci sono tutti i nomi, eventualmente se chiedi il nome. Sì, sì, ormai che sono, dai. Aggiungo. Va bene. Allora partiamo dai così. Allora dico 2 o 3 robe, le rilego Basta, se no filmo più. solo quelli dei banchetti, così. Fate col primo. Sì. Allora, tutti i punti parlano di come raccogliere i bisogni e le esigenze dei cittadini, cioè usare i banchetti per raccogliere idee e proposte dei cittadini. Tutti i punti parlano di questo. Sviluppo di modalità di incontro per raccogliere le esigenze, proposte di raccogliere risposte migliori per le domande più frequenti dei cittadini in modo da creare un cartellone, fare un manifesto dove i cittadini possono scrivere quello che vogliono, eccetera. Quindi proponi le tue idee, le tue problematiche per un paese efficiente, eccetera. C'è una proposta anche proprio di stesura di questo manifesto. E basta, e poi c'è invece, che si stacca leggermente, il discorso di vedere come siamo messi con il materiale, diciamo, di propaganda da dare nei banchetti sostanzialmente. Quindi chi li ha già fatti può cominciare a dire, perché io non c'ero. Sì, Maurizio. No, però, come abbiamo fatto il partito sabato, la ringraziare anche te, Massimo se potrà a procurare un bel gazebo vai a questo perché può essere vedere su e prestare materiale. Però se verifica che abbiamo bisogno di altro materiale perché se adesso si dimostra che se è 1 o 2 persone che si mettono con il computer che stanno occupare spazio, però abbiamo bisogno di una tavola disordinata come queste qua, ma che sia un po' solida, in modo da appoggiare anche dei piani, qualcosa che abbia spazio. Condivido anche la necessità da chi abita a internet in modo da che sia messa comune, non che sia privata, diciamo, perché è giusto che sia l'uso del materiale privato, che sia la comunità, è giusto che si cerca di acquistare il materiale necessario. Riguardo del manifesto, perché del Sassone ha fatto l'osservazione e dico che cavolo fate? Non era come dire, un qualcosa che le richiamava l'attenzione. Sì, è stato un banchetto, giustamente, però non era che un qualcosa che le attirava l'attenzione, come dire, a leggere qualcosa, perché sì, che era una bandiera, proprio sembrava come fosse una manifestazione contro qualcosa, oppure, però invece lui anche non la facesse conoscere alla gente, come per spostare con le sue tappe, che noi anche dobbiamo fare qualcosa da dire che le persone, noi siamo presenti nel territorio, venite, noi siamo aperti a ascoltare le vostre idee, le vostre problematiche, insieme si può discutere, a parlarsi delle problematiche, ecco, un qualcosa dove che sia cosa che abbiamo intenzione di fare. Sì, buonasera. vai. Sì, tanto mi interessava sapere, poi non è anche partita la raccolta firme? Non ancora. Non ancora. Ecco, la roba lì del cartellone l'ho detto tante volte, io lo appoggio in pieno, cioè anche molto banalmente, l'ho visto quando abbiamo fatto la storia del pilastro, per dire, via era molto una cazzata proprio, che era un foglio attaccato via, come spendere, comunque caso lì era, come spenderesti cos'era 60.000 euro, che cavolo era? 60.000 euro che volevo usare per fare la strada e uno scriveva sotto come li userebbe, quindi è molto, anche molto semplice da fare, bisogna procurarsi un cavalletto sostanzialmente. Io posso mettere a disposizione finché posso, perché in estate lo usiamo di la verità, quello del teatro, però vabbè, insomma, un cavalletto del legno lo facciamo, insomma, non so, o se qualcuno ce l'ha. Posso farlo io? Puoi farlo, lo fai di legno. Sì, sì. Semplice. Per me è da far subito, è simpatica, uno viene lì, scrive una cosa, è anche il motivo per cui ci parli insieme,
se vede già delle robe che sono già scritte e poi è un motivo di discussione. Sì, possiamo scriverci anche noi delle robe, quello che ci viene in mente anche, perché possiamo mettere, mano a mano che andiamo avanti con i gruppi di lavoro, possiamo anche mettere qualche idea che viene fuori dai gruppi di lavoro, cominciare a metterla lì e capire come reagisce, voglio dire, i cittadini, insomma, la gente che si avvicina. Basta lì. Non vuole nessun lista? No, perché vabbè, è risolto, cioè non è che c'era tanto da dire su questo lavoro. Sì. Giuseppe. Questo per confermare che sarebbe meglio andare sempre con un argomento, cioè mai andare là così, vuoto, ma avere già un titolo magari inerente alla zona in cui facciamo il banchetto, cioè se lo fermo alla lobby a qualcosa che abbia attinenza con i problemi della lavora, ti spingi la gente a intervenire, dopo quel sistema lì del scrivere è un modo, aiuta la gente a esprimere. Niente paura, scrivi quello che te pensi, così ti rompi il ghiaccio in qualche modo. Ok. Vabbè, quindi il cavalletto lo fai tu, giusto? Sì. Io se volete porto dei fogli, dei rotoloni di carta, ce li ho lì a lavoro, ma me li hanno regalati anche a me, sono veramente un milico, li posso portarne. Sì. Enzo, vai. Ci vogliono dei manifesti del Movimento 5 Stelle, perché siamo senza. E la visibilità, sono che il manifesto del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, grande, a Verona che è residuati oppure manifesti, tu sai, manifesti ma no, altri manifesti li usiamo per gli eventi, manifesti così generici, residuati, tagliamo via sotto. Ma la bandiera non è sufficiente. Abbiamo le bandiere, al limite, forse. No, ne abbiamo di bandiere, infatti. Perché per simbolo, se non hai un evento proprio specifico. O devi comunicare qualcosa. Che dici che si vedono poco le bandiere? Perché dici che si vedono poco le bandiere? Per me sì. Perché una bandiera senza vento è un palo in piedi. Il manifesto, essendo attaccato via nel gazebo, si vede da lontano. Anche la bandiera puoi attaccare via nel gazebo. Solo lì attacco via che in realtà bella aperta senza vento. Ma Mozione, attacchiamo la bandiera dentro l'asso. Domenica l'ha appesa via. Sopra col vento e la portare al gazebo. comunque, tornando al discorso dei banchetti, io opto per 2 banchetti piccoli e non per uno grande. Per una questione logistica, in quanto quello grande nelle macchine non ci sta, 2 piccoli ci stanno, 2 piccoli aperti con un telo sopra diventa un tavolino grande. Definiamo la cosa lì. Sì, anche perché dicevo anche perché se vogliamo fare due banchetti contemporaneamente in 2 luoghi diversi, per esempio la volta scorsa facevamo in piazza a San Bonifacio al centro commerciale, almeno possiamo farlo senza andare a chiedere. Votiamo. 2 tavolini. 2 tavolini. Allora, fine del discorso. Passa al prossimo. Chiavetta internet? Chiavetta internet? Cosa facciamo? Ce la prendiamo? Da attaccare quando sei in banchetti? O qua, perché adesso stiamo usando il telefonino mio. Lui sta usando il telefonino suo. Ormai è quasi finito. È quasi finito adesso. Sì, insomma, prendiamo. La Wind funziona bene, il team funziona bene, quindi una vale l'altra, prendiamo quella che costa meno. Qualcuno c'ha una chiavetta appoggiata che non c'è. Campana. Campana aveva la sua. La chiavetta costa tanto. Usiamo quella di Campana e glielo paghiamo noi, rinnoviamo noi l'abbonamento, tanto lui dice che non la usa mai quello lì. Per lei chiediamo a Marco, magari usiamo la sua. Perché comprare la chiavetta costa. Appunto, perché comprare la chiavetta costa, se lui intanto non lo usa. Ciao, ci sarebbe il cube, ma... Domandalo che è tuo nipote. Non viene qua. Dovrebbe venire dopo. Parliamo dopo.
Sì, sarebbe meglio informarsi magari di che offerte ci sono, di queste che avete qua, e poi eventualmente le proponiamo sul meetup e votiamo, dopo non lo so. un sondaggio. Vediamo intanto se Marco... Facciamo un sondaggio un attimino, perché se è una spesa che un po' consistente è meglio valutare insieme un po' tutti, e poi magari mercoledì decidiamo. Poi. No, sai cosa? Avendo già un proprietario, secondo me devi dargli il proprietario la chiavetta. Sì. Avendo già un proprietario, quindi già sua, noi nel caso ci fossero dei casini, non gli rinnovi più l'abbonamento, no? La chiavetta l'ha pagato lui, quindi se la tiene lui. Maurizio? Riguardo il manifesto, io postare come tappa, adesso ho detto direttamente, adesso non ricordo tutto, perché l'ho scritto, perché devo vedere. La famiglia abbastanza, diciamo, scritto che... il manifesto è quello dove scrive la gente? No, io devo postare, scrivendo alla gente, vieni, proponi, noi ti ascoltiamo, siamo delle persone come voi che lavoriamo in trasparenza e onestà, per un'amministrazione come chiamarla, trasparente, proprio fare come la pubblicità. Guarda. Lo slogan. Ecco, ok. Grazie dei motivi. Però lì insomma abbiamo un pennarellone. Però io ho visto che adesso dal punto di vista mio, a fare un foglio bianco, scrivere così, e invece farlo a quello lì, l'occhio e fa sempre dove... Sicuramente. E fa sempre puntare dove deve... Adesso, come Peppe Grillo che ha fatto che fa il festo di giallo, con tutte... Guarda mia, quello in bianco, tu l'altro, l'occhio va sul colore, sembra, appunto via, e dopo è sempre... Avevamo lanciato un meetup, mi pare, una volta con Inventiamoci in moto, qualcosa, no, non ho lanciato. No, Avevamo lanciato la meetup sia la volta libera. Sì, la volta lì. No. No, perché ho fatto io che sono visto. Scusa, mi sono permesso. Ho fatto così, Fate il motore. No, in effetti che abbiamo fatto la proposta con quesiti sia dello slogan ma sia anche del volantino. Il primo era stabilire un ringraziamento alla cittadinanza, che era un mio ringraziamento, ma era di aver partecipato alle elezioni del 2013 nazionali, quindi era modo per far sentire la partecipazione e condividere con altri cosa era stato fatto come successo. Dopo che era stato fatto il volantino sul retro le presentazioni del dire cosa voleva cambiare a livello comunale, dire le sue proposte, e non abbiamo fatto neanche quello. Ne avevamo fatto, esatto. Sì, avevamo fatto 2 proposte e non avevamo mai attivate. Ma adesso lo cerco tanto. Sì, beh, lo avevamo anche un forse. E quindi erano 2 volantini che avevano proposto all'inizio, ma purtroppo non hanno mai fatto niente, cioè vuol dire che se siamo ancora sullo statuto abbiamo perso tempo lì, e mi dico su uno di quelli che ha provocato forse la perdita del tempo, però siamo ancora perché abbiamo perso 3 mesi senza scendere in territorio, quindi secondo me è una problematica ulteriore. Un'ulteriore problematica viene adesso dal governo, perché se effettivamente i 12 che vogliono fuori dal gruppo restano, non so come avremo la fiducia dei cittadini siamo in faccia. Cioè, l'inutile secondo me che dobbiamo fare le proposte, adesso non parlare contro Maurizio dello slogan, siamo trasparenti, siamo questo e quell'altro, ma il governo sta facendo tutto il contrario. Tutto no. 12 su 100. Dopo le elezioni che sta a Roma e il resto d'Italia che aveva perso consenso, e dei 12 parlamentari che pensano andare col PD. Vuole farlo, no? Notizia è stata sì. Ma siamo fuori argomento, no? Sì. No, Siamo si fuori dà, argomento. si dà. No, mi ti ho detto come se ponemo davanti. Perché inutile abbiamo detto con trasparenza il resto, cioè, è un intervento anche della Francesca sull'Arena poi. Dov'è che c'è questa notizia sull'Arena? Esatto. No, la Francesca ha dato un'opinione delle votazioni, mentre sul telegiornale stasera che alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle vogliono dissociarsi e fare un gruppo 6 per andare a appoggiare, come che ha fatto le mozioni stasera, che appoggia il PD sulla mozione del Coso.
Quella lì era per la mozione, per la posizione del Porcellum, che Infatti, Condivisibile? però la Liga ha votato tutti all'unanimità. Sì. Io ho votato contro, c'è il PD che l'ha proposta. Però sembra che comunque vuol dire nei confronti anche di cosa sta succedendo a livello nazionale, secondo me, ma forse anche qua. Il tuo nome su me. Il tuo nome. Giuliano. Sarà no? No, È molto difficile suonare in piazza dire che cari miei signori, fermo questo, fermo questo. No, rimandiamo a casa una serie di esami. Come si fa a mandare le Vuoi gare? vedere come facciamo a dare i cari? Vabbè, Giuliano, se vuoi... allora, questa qua non l'avevo vista stasera. Io ho parlato venerdì con dei parlamentari, con senatrice, questore della Camera, con Laura Bottici, con Alessandro, eccetera, eccetera, e questa qua è assolutamente una novità, per me, sinceramente. E continuo a dirmi che tutti compatti, tutti uniti, non so se questi siano trovati dai giornalisti dell'ultima ora, perché scene come Fulvia c'è sereno, sarebbe. Questo qua è quello che so, se domani gli esce, questo posso garantirlo. Comunque io da loro ho sentito che va tutto bene. Ecco quanto. Sto cercando le notizie. Stai cercando le notizie? Sì. Allora, Non le se trovo da invece nessuna posso parte, rispondere ma su sta roba certo. invece Sì. del motto da mettere nel volantino. Siccome c'è una discussione dentro il forum organizzazioni interne iniziative, se andate a vedere, c'è scritto proprio il motto del volantino. Allora, molto semplicemente, basta che adesso una settimana facciamo girare chi gli viene in idea da dentro, e così vediamo. Una l'aveva già scritta Gianni, l'odierna politica è disgustosa, lamentarsi non serve, agisci con noi, tu sei cambiamento. Avevi scritta. Sì, a novembre ancora, a novembre. Quindi, però siccome la discussione c'è già, si posta lì, se non gli viene l'idea. Come si chiama il titolo, scusa? Il motto del volantino. Per le elezioni nazionali, era per le elezioni nazionali, vabbè, ma insomma, visto che c'è. Discutiamo adesso il mondo del volantino. No, quel posti lì, no, il posti lì dentro la volontà, A che pagina era? Numero? No, l'ho fatto con la ricerca, basta che fai la ricerca, il motto del volantino. Ah, ok. Va bene, basta. Quindi altro per i banchetti? No. Inventate una roba. No, quindi riassumendo, allora per i tavolini decidiamo di prenderne due, allora quelli. Per la chiavetta tendiamo Marco e poi per il moto del volantino il moto del volantino, aspetta, facciamo lo girare discutiamo le sul proposte una meetup settimana. e quindi vabbè. Si potrebbe anche fare, oppure lo facciamo, ma no, meglio sul meetup, che dopo resta. Sì, ecco, c'è da dire dei banchetti che ce ne sono sabato pomeriggio, mi sembra, e domenica pomeriggio. Mattina che? Sabato pomeriggio e domenica mattina? Sabato mattina alle 10 la unità. Allora, no, il banchetto ho visto che era nel pomeriggio. Sabato alle 2, in via Sorte, Sabato pomeriggio. quindi al centro commerciale, e domenica alle 3, sempre in piazza Italia, in Corso Al Italia. momento c'è solo iscritto Enzo, mi sembra. Su Enzo sabato e domenica Giuseppe. Ecco, se qualcun altro si aggiunge, Domenica... magari perché non è capace di entrare al meetup. Domenica quando? Alla mattina? Alle 3 del pomeriggio. Niente. Niente. La mattina niente, no? Quindi per adesso sono loro due. Quindi bisogna... facciamo girare una mail. Credo che sabato pomeriggio posso andare io. Però io non lo so perché ho solo venuto io. Io sabato vengo in teoria. Però chi il primo che lo sa sta dentro, se lo sai anche l'ultimo giorno buttati dentro, almeno lo scrivi così. Io mi organizzo con la CIA, fino a che comincia a venire, devo cominciare a venire anch'io, però devo organizzarmi con la CIA.
Ok. Si può chiudere i banchetti. Chiudiamo il blocco dei banchetti? Sì, non c'entra niente con i banchetti, però è siccome ne abbiamo parlato tante volte, un po' nel meetup, un po' a voce così, c'era il discorso mi è venuto in mente perché c'era il discorso dei contatti, e c'era la proposta di prendere un cellulare con una SIM da passarci, in modo che fosse il numero del Movimento 5 Stelle. Non siamo mai arrivati a una idea condivisa su questa roba qua. Sì. No, dopo, a parte questo, abbiamo fatto la pagina di contatti sul blog, in cui tutti gli attivisti, se vogliono, possono mettere il loro nome e cognome, il numero di telefono in ordine alfabetico. Per adesso abbiamo fatto quelle soluzioni lì, cioè nel senso che tutti gli attivisti, cioè uno va dentro il blog, vede i contatti e vede, diciamo, l'elenco degli attivisti con il numero di telefono. Dopo sceglierà quello che vuole contattare. Per adesso È libero? Cosa è libero? È libero. Il Se sito è sì. pubblico, cioè chiunque può vederlo. I cellulari? Uno è libero di... Però uno deve averlo disponibile. Ma che sta dal consenso è... Vabbè, sì, certo. sì, sì, solamente sì, esatto. All'interno del gruppo io ho capito. No. No, nel senso che, cioè, per esempio, a me, io so e sono d'accordo di mettere il mio numero di cellulare. No, ma scusa, no, aggiungo che quelli che abbiamo aggiunti non sono tutti 20, adesso ce ne sono 10, 12. 3, 6, Perché sono 9, quelli che hanno dato 10, consenso di mettere il numero di telefono e il nome. Erroneamente, però il consenso errato. Ah, ok, allora ti Perché tiriamo via. Il consenso servisse per una roba una interna. roba interna, perché dare il cellulare all'esterno Lo togliamo. Lo tolgo subito. Guarda. non è una cosa. Ecco perché io ho detto mettiamo un cellulare a disposizione, no, che fa solo non le chiamate, riceve e a turno uno lo gestisce e si segna. Questa era l'idea. No? Sì, adesso lo cancello. Io personalmente sarei d'accordo col fatto di avere un cellulare per ricevere le telefonate. Ce lo passiamo, magari dopo è collegato col discorso di chi fa il organizer, una volta al mese c'è uno che è il organizer, si tiene anche il cellulare per esempio, perché così almeno hai un numero che lo mandi, lo dai a tutti, è sempre quello e alla fine è un costo relativo perché un cellulare vecchio lo troviamo, la SIM quando c'è 5 euro dentro rispondi e basta, quindi non te ne frega niente. Posso io? Ma non so se è giusto affidarlo al discorso del co-organizer, perché magari ci sono quelli che sono capaci in internet e fare cioè riesce a fare l'organizer, però diciamo uno è anche capace anche a fare, diciamo, rispondere anche senza essere organizer, perché magari non ha la capacità, altrimenti praticamente dividi un po', selezioni in quella maniera lì, dopo chi gestisce i contatti, insomma, non mi pare giusto. Sono d'accordo. Posso fare una domanda a Giuliano? Voi a Verona come state per avere i contatti esterni? Cioè avendo i numeri di cellulari, porti su qualcosa oppure solo mail e basta? Sia lì che su GitHub. C'è il contatto di chi si avvicina, lo fa via mail. C'è l'info sul blog. Sì, il cellulare era per quelli che non hanno mail. Il cittadino qualunque vuole contattarci, ha la possibilità. Il cittadino qualunque vuole avere la mail. Poi se lo vede online non fa vedere il numero, se non ha neanche internet. Il cittadino qualunque se vede il numero online, I volantini, cioè il numero viene in tutti i documenti che ho messo. Questo è il punto di contatto. Vabbè. Comunque, cioè, vuol dire, il costo è estremamente relativo. Possiamo provare 2 mesi, 3 mesi e poi vediamo che diventa uno spaccamento di balle perché non chiama mai nessuno, è difficile da gestire. Tutto. Vai Gianni. Allora possiamo fare queste due proposte qua, eventualmente o avere un SIM e un numero unico in cui praticamente risponde questa
referente di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, quello che decidiamo, oppure lasciare quella pagina di contatti come col numero di telefono, come abbiamo fatto sul blog, insomma, quello che abbiamo fatto adesso. Piuttosto, Secondo me, cioè, io preferisco quella che abbiamo fatto tramite il blog, insomma. Cioè, uno si avvicina al movimento, vede questa pagina di contatti e Vai. A mio avviso c'è un problema di visibilità. Allora, se mettiamo 10 numeri di cellulare, poi dopo arriva un nuovo attivista, anche il mio, 12 numeri di cellulare, sono arrivati 5, 18 numeri. anche 50. Allora, nel senso, no, ben fuori, veramente un caos. E invece un numero, quel numero lì è di lato al sito del Movimento 5 Stelle San Bonifacio, uno o fa l'email o chiama il cellulare. Questo era per semplificare il caos che il cittadino si trova quando andava a parlare con... Non c'è stata mai una telefonata. Non sono arrivato a una, forse sì. Walter? Ma non chiederà tutti e due a questo punto, scusa, perché se uno va sul blog nostro li vede tranquillamente. Se uno non ha mia internet, come ti dici tu, giustamente una percentuale di cittadini non usa internet, giustamente metterlo sui volantini. No, perché non tenere tutte e due le possibilità, senza escludere l'una e l'altra? Anzi che fosse un numero proprio del Movimento 5 Stelle San Bonifacio fisso. Questa possibilità Lo tieni in mappa anche lui. Giuliano? Allora, se avete la mail e poi dopo, cioè per le segnalazioni va benissimo anche il numero, sono d'accordo. E dovete pensare però che dopo magari qualcuno vorrà fare attivismo, dovrà avvicinarsi al movimento, fare attivismo e cose di questo genere. Sì, subito arriverà con la telefonata, poi quando vorrà essere attivo dovrà per forza essere in rete, perché sennò quando fate invitato, quando fate le riunioni, fate qualcosa, siamo poi tutti in rete, per cui cioè, all'impatto iniziale il telefono può anche andare bene. Noi siamo praticamente tutti in rete, noi attivisti, vi dico solo l'esperienza di una persona, una signora un po' piuttosto anziana, che non voleva prendersi il computer, non accettava, è stata costretta fa fatica, però la aiutiamo, le diamo una mano, la sua famiglia, la figlia la mettere in internet. Diciamo che anche questo ha portato a educarla ad usare il computer, insomma. Cioè dovete pensare che se siete strutturati per internet, mettere il cellulare è tutta un'altra forma di comunicazione. Esatto. Dopo cosa fate? Allora, se ci sono 20 che non hanno internet o non si connettono, dovete mandare il messaggino a tutti quanti della riunione, perché usate solo quello come mezzo di comunicazione. Questo vi dico. La rete è una cosa, il cellulare passa il volantino, sono tutta un'altra cosa. Non è che sono a favore, decidono voi. Giuseppe, se vuoi. Lo intenderia proprio come sistema di pronto soccorso, proprio il primo soccorso a persone sprovvedute e di pari se dà magari ricevendo la telefonata. Dopo, secondo me, dovressero procurarsi a prezzo politico cioè, sistemi internet da dare a qui che ne è in possesso, magari studiare una forma di ma perché penso che alcune persone non lo usa pacificamente, quindi magari preferisce una telefonata, perché una telefonata non costa niente. Vai, velocissimo. Comunque per me il cellulare è solo per rispondere, sì. Niente telefono, non si fanno telefonate, perché assolutamente se no c'è quel meccanismo lì che succede, che lo usi per comunicare le cose. No, non è solo usato per comunicare, è il numero di telefono che uno c'ha sul volantino che dice, ha chiamato, sì, se questo qui è il Movimento 5 Stelle, ci troviamo quel giorno lì, poi quando viene gli si dice devi andare da me e devi scrivere. Pronto soccorso, proprio, vieni che te catemo là, che te devo in mente.
Walter? Allora Massimo. No, io per me, adesso io vado contro corrente, io toglierei tutti i numeri di telefono, io lascerei solo le mail, anzi nel volantino non metterei il numero di telefono, ma metterei, visto che noi abbiamo programmato che il primo mercoledì del mese ci troviamo qua per l'accoglienza, metterei in bella vista quello che ogni mercoledì ci si trova per accogliere le persone, quindi uno sa perfettamente dove e quando andare, appunto. Ecco, basta, la mia considerazione. Conclusione? No, beh, Vogliamo? niente. Voglio dire, comunque si può dire, comunque per la porta, oltre a tutto quello che stai detto adesso, avere un cellulare del gruppo, diciamo, che è sempre pronto a ricevere come diceva prima Giuseppe, se c'è qualche, in qualche posto, in qualche zona del nostro paese, che c'è qualche rogna, così, che questi qua vuole portarsi, allora almeno, quindi si potrebbe lasciare aperta quella porta qua del cellulare del gruppo, no? Se vai. Io mano che parliamo mi sto ricredendo. Vengo sull'idea di Massimo, perché spiego perché. Perché con il teatro prova noi abbiamo i cellulari della compagnia, è un bordello gestirli, perché uno ha il suo numero personale e in più c'ha il telefono pubblico, diciamo così. Deve girare in giro con 2 cellulari in tasca, tenerlo sempre acceso perché devi essere reperibile a quel punto lì. Quindi vuol dire che uno quel mese lì che dà la disponibilità deve sempre avere il cellulare in mezzo ai maroni acceso tutte le ore, perché se non risponde vuol dire che deve chiamare, se non ha risposto quando l'hanno chiamato. Quindi diventa francamente un po'. Io mi presto per il primo mese. Sotto Posso dire? Vai. No, non so. No, il problema è che l'SMS deve essere intestato a qualcuno, nome e cognome. Mettiamo caso che questo qualcuno si stacca dal gruppo, rimane un numero di telefono dentro i volantini e ci sono migliaia di volantini in giro con quel numero lì. Esatto. Non è una bella cosa. È quello vantaggio. Eleggiamo il candidato sindaco e che dobbiamo dare Bastonate. Massimo vai. No, altra soluzione che magari potrebbe mettere d'accordo un po' tutti, si nomina una persona, quella persona ovviamente un mese, 2 mesi, e si pubblica solo sul sito San Bonifacio 5 Stelle, se proprio, il suo numero, se proprio. Andrebbe sui volantini. No, sul volantino restare mantengo la mia proposta. Se uno accede a internet vuol dire che no, per le emergenze. Se fai così e ogni 2 mesi cambi numero è la stessa cosa. Tu cellulare 5 euro, la carica Vabbè, vai. No, mi sembra che stiamo scudendo una fase di cittadini perché scusa, uno che ci vuole dare delle informazioni che ha 80-90 anni, io prendo la mia frazione che è giovane ha 108 anni, per dire, cioè, passo per dire, cosa facciamo con quelli che magari vuole interessarsi un pochettino, di sentire un po' di informazioni e tutto. Io ho un'azienda di mia mamma che ha 94 anni, parlo di internet, ma una borsa berline, però si interessa di politica. E cosa facciamo? Lei poi è nato questa legata in 88, in 85, cioè non è quello, secondo me stiamo escludendo una parte dei cittadini. Questa è la mia opinione, non così che pubblico per il stesso. Walter, vai. Torno forse non a abbracciare la sua idea, ma di una problematica che sta venendo fuori attualmente. Causa crisi, le famiglie non hanno più soldi neanche per pagare le bollette. Quindi il canone di internet tanta gente non lo paga più e quindi deve essere disponibile non per volontà ma per forza. Quindi bisogna che consideriamo anche che internet sì, la capacità di contatto con i cittadini, ma ultimamente i cittadini stanno tirando via internet dalla propria disponibilità.
Io sono uno di quelli. Io non lo voglio neanche occupato, cosa vuol dire pagare le bollette e sto guardando di pensare a eliminare anche internet. Va bene. Io dico con la chiavetta che costa 13 euro al mese, però ci sia solo amico 5 persone. Che? Allora io faccio la proposta per vedere se riusciamo a chiudere questo discorso. Sì, no, sì. Esatto. E allora, telefono vecchio metto a disposizione io, ce l'ho a casa, c'ho un telefono vecchio, prendiamo una SIM a nome di Enzo, mio, quello che vogliamo, 5 euro ce li mettiamo dentro, facciamo una prova. Volantini, tanto adesso ne facciamo un tot, valgono per 3-4 mesi, tra 3-4 mesi vediamo che è un casino, che non riusciamo a passarcelo, che non riusciamo che nessuno chiama, perché magari abbiamo aggiunto 2 telefonate in 4 mesi, chiudiamo Armi Barare il bollettino, abbiamo fatto una prova e buttiamo via tutto. Invece, cacchio, sono arrivate 70 telefonate, allora per il punto lì facciamo un numero verde. sì. Sì, adesso vai. Allora, il primo mese è intestato a me, poi io faccio subito una promessa di vendita che fa 30 giorni, io do il signor e basta dare il nome. Poi là, quando riceve, anche mi fa la promessa di vendita e avanti così. Cambio proprietario di un mese. Per 3-4 mesi tu non vai via dal movimento, giusto? Per 3-4 mesi non vai via dal movimento. No, penso di no, perché no, basta. ieri hanno detto che sono sano. Dopo metto un'idea, dopo metto un'idea. Guarda, già siamo. Dopo subito farlo. Bene, ma mettiamo i voti o... No, se siamo d'accordo con questa proposta qua, Sì. allora facciamo una prova per 3-4 mesi, con un telefono vecchio lo metto io, la SIM prendiamo 5 euro, la facciamo e per 3-4 mesi lo facciamo. Siete d'accordo? Chi è d'accordo? Alzi la mano. Io posso vedere la telefono su. Siete favorevoli, non favorevoli. Io sono una battutina. Non posso dire la telefono dopo. Non so, dai, che se finiamo passiamo le mani. Non si vede il telefono, si vede Oh, dai, su un telefono. È un po' da battutina. Ciao, andiamo a scavarle? No, ma scusa, domani devo ogni tanto, dai. Bene. Ok, dai. Ciao Franco. Ciao. Bene sistemato. Allora per i banchetti e quello lì altro. Ok. Allora adesso dobbiamo decidere quali dei due punti, di due blocchi di argomenti trattare per primo, e uno è alcune modi per gestire il meetup, perché siamo dimensionali come organizer, sia io Non che ti collegare. Beh, non sto facendo niente, vai. Se ti serve, vai. La rotazione è uno dei principi chiave dell'alternanza, è uno dei principi chiave della democrazia. Di cosa stavamo parlando? Così. Sì. È giusto così. No, domani, dopodomani. Roberta, Gianni e Fabrizio. E poi sarei quell'altro, perché così alterniamo, non solo organizzazione, come diceva Ramone, parliamo anche appunto. Allora, o discutiamo di questa roba qua perché c'era una proposta, era il discorso anche di gruppi di supporto. Prima cosa è, aspetta. Oppure passiamo a questo calderone di discutere come ci vogliamo muovere adesso rispetto proprio alla lista del Movimento 5 Stelle. Adesso devo la parola adesso. Scusate, Aspetta, adesso. Moderando. Allora, vorrei mettere come punto all'ordine del giorno il problema dell'AGSM di Verona. Questo è un altro che non è vero che non lo scrivo. Una tassata da 10 milioni e 505 mila e 900 euro, ma comunque sei robe più importanti. E poi c'è questo. Va bene. Cerchiamo di discutere questo. Abbiamo 10-15 minuti per l'argomento. Esatto. Quali sono gli argomenti? Prima dei voti sono organizzazione del meetup e degli organizer, gruppi di supporto, eccetera. Questo è un argomento.
L'altro argomento è come ci muoviamo con la lista? La lista per le amministrative. E il terzo punto è questo problema urgente, emergente adesso, di questo contratto che il Comune vuole fare con le GSM. Prima questo qua deve essere proposto per prima. Prima di votarlo, spiego cos'è o... No. Parliamone. Votiamo. Prima di votare l'inizio dell'argomento o... No, facciamo così. Scusami se mi intrometto. Parliamo del suo argomento, fa l'introduzione, vediamo 15 minuti, se è necessario, dopo votiamo gli altri due. Siete d'accordo? Dai. Sono d'accordo che... Va bene. Allora, vai. Allora la Giunta Comunale di San Bonifacio, il 2/5/2013, ha fatto una delibera che mette il Comune di San Bonifacio in una situazione un po' anomala secondo me. Cioè fa un accordo con la GSM di Verona per un contratto di 18 anni in cui dà in gestione la rete elettrica e la manutenzione. Credo che un contratto di 18 anni dato a un ente esterno al Comune di San Bonifacio non fa altro che far prelevare 10.505.900 euro dal Comune di San Bonifacio e esce dalla nostra comunità. Se invece tutto questo capitale rimanesse qui, perché viene fatto nel territorio, avremo un PIL maggiore di 10.505.900 euro nell'arco di 18 anni, primo. Secondo, un'amministrazione che ci mancano 300 giorni perché finisca il mandato e fa un contratto di 6.500 giorni. Qui mi va a pensare che non si esclude l'ipotesi che, visto che a GSM nel giornale di ieri non esiste tanto correttamente, dà delle paghe abnormi ai dirigenti, no, non vorrei che questi 10 milioni qua qualcuno facesse tutto così per incassare il famoso 5% che è in auge dalle operazioni politiche. Allora su questo prima si era chiesto un ritiro della delibera, ora ho cambiato idea e se voi la condividete e chiedo l'annullamento della delibera al sindaco e lo chiedemo attraverso una raccolta firme di cittadini di San Bonifacio che alleghiamo la delibera, alleghiamo la motivazione e nei banchetti diciamo cittadini anche qua ci portano via 10 milioni di euro. Vi va bene? Sì. Non vi va bene? Firmate. Allora, questa è una maniera per comunicare con i cittadini. È a quel punto, perché per comunicare, nel caso suo, se domenica ricevo questo, non solo aspettavi i cittadini che ma andate porta a porta. Guardi che qua il Movimento 5 Stelle si attiva perché qua ci stanno facendo delle cose che non sono, perché 18 anni, un ciclo generazionale, non si possono fare contratti di 18 anni, perché se per caso lo facevano di 20, automaticamente per legge no, la GSM aveva il diritto di proprietà su tutto quanto. Boh, fine. Ascolti, votiamo Allora, Walter, sì. No, prima Davide, vai. Ah, lui Davide per primo. Sì, Davide. Vai Davide. 10 milioni 500. Andiamo avanti con questo argomento allora. 10 minuti, sì. Scusa, era per capire perché non conosco l'argomento e secondo me è molto utile la cosa che hai presentato, quella di proporsi alle persone con qualcosa di concreto. La mia domanda non è provocatoria, è solo per capire perché non lo so. Di solito si parlare quando le cose adesso. Cioè, se noi diciamo ritirate questa cosa, benissimo. Chi la può fare
questo lavoro al posto del GSM? È una domanda, non lo so. Perché magari il comune ha bisogno di avere un certo tipo di... perché magari qualcuno magari potrebbe dire, ok, voi chiedete questa cosa, ma chi proponete che questa cosa venga data? Ok, è una domanda che ti faccio perché non lo so, cioè, capiamoci. C'è qualcuno che c'è, diciamo, qualche società che può fornire questo tipo di servizio? Yes? Ecco, benissimo. Ve lo dico, ma non l'ho scritto. Allora, noi a San Bonifacio è in consorzio con 7 comuni, il consorzio Le Valli, di cui gestisce anche la discarica di Valliflor. Il consorzio Le Valli è un consorzio che non costa €1 come amministrazione, in quanto i componenti del Consiglio di amministrazione sono i 7 sindaci. Il presidente è il signor Giuliano Zigiotto, che in una riunione del comitato di Vilanova e Bella ha dichiarato che lui, per quanto riguarda la presidenza di Valliflor, non incassa €1. Di conseguenza abbiamo un consiglio di amministrazione, un presidente che non ci costano niente, basta solo che prendano loro in carico la gestione degli impianti di illuminazione dei 7 comuni, dopodiché si può fare un consorzio di imprese, di impiantisti che prestano la loro opera per fare i lavori a ore o a forfait. Il materiale lo fornirà il magazzino del consorzio che provvede a acquistare e dare il materiale per tutta quanta la rete di 7 comuni. Ecco che allora credo che i 10 milioni posto di spendere solo San Bonifacio, con 10 milioni faremo il servizio a tutti quanti i sette comuni, che ovviamente ogni comune pagherà la sua quota in funzione ai servizi che verranno dati. Questa era un'alternativa. In quella maniera lì il capitale, cioè le tasse che i cittadini pagano per quel servizio lì, rimangono nel territorio. Questo non l'ho postato perché noi chiediamo solo che la ritiri, poi dopo sarà un problema, si dirà no perché la ritiri, ecco il motivo. Allora il Movimento 5 Stelle si fa vedere che è attivo e vicino all'interesse della comunità. Questo nome su Stefano. Stefano. Scusa, Giuliano? Devi dire qualcosa? Allora, sì, volevo poi chiedere come sia lui che oltre a dire il no, magari ci vorreste dare una proposta alternativa da presentare, perché ovviamente se no poi sembra finire come al solito che si dicono sempre del no. E successivamente volevo sapere, chiederti così, se queste notizie, se hai parlato di qualcuno, se avete un consigliere già eletto dentro di un altro, di un partito che conoscete, che avete un, non so, che vi dà le informazioni, se hai parlato con qualche dirigente di qualche ente che ti ha dato queste informazioni, insomma, da dove arrivano le fonti, per sapere un po'. Delibera di giunta? Sì. Delibera di giunta che doveva essere votata. Questa qua. È già stata votata. È già stata votata. E guarda, sì, vai. Guarda caso, l'assessore vice sindaco è il dipendente della DSM. E non poco. Ma io questa non la surveglio, non è competenza nostra. No, in che senso? No, non, cioè, non la survegliamo nel volantino. Se è sollevabile, perché no? Cioè io a questo punto direi, conosco un avvocato, domando, vedo se 7 anni. Se è legale che questo qua sia assessore sull'amministrazione, sempre. Se è suo fratello che è dentro sull'amministrazione. No. È lui che Lui il vice sindaco è assessore e dipendente della DSM. Come si chiama il vice sindaco? C'è dell'Osco?
Walter, voto... No, vai. Sì, sì, finisco. Per cui se c'è un conflitto di interesse così, magari consultare un avvocato o si vede, si può fare una denuncia alla procura. Se c'è qualcosa di legale che vedete sotto oppure sollevarlo, si può. Sempre comunque appoggiandosi, per quanto riguarda il consiglio comunale, magari un dirigente del comune oppure parlando in maniera ufficiosa così con qualcuno, con qualche consigliere e successivamente se c'è qualcosa di legale chiedendo anche all'avvocato. Walter, praticamente vuol dire la stessa cosa che per UFO lei vice sindaco ma neanche dipendente del GSM e oltretutto presidente anche delle case popolari di Verona, quindi un doppio incarico col comune di Verona consigliere. Sì, beh, consigliere applicavo anche lei. Comunque mi sono venuto in conoscenza perché ha fatto parte, non è mia solo con il dirigente del GSM, perché quella volta chissà che trovai, si è trovato il sabato mattina col sindaco Peruffo, Paternostro, Cigolini e tutti i dirigenti, che ha fatto una riunione a 5 e lì che aveva già deciso cosa fare o non fare. Mi trovavo giusto comunque la tua proposta dell'altra volta di dire che se presentiamo una lettera al sindaco dicendo il Movimento 5 Stelle che rappresenta una parte dei cittadini del contrario a questa votazione di giunta, a questa proposta al resto, oppure la scartiamo indipendentemente perché avevi fatto l'altra volta la proposta e quindi trovavo giusto che se andiamo partecipi a canali anche se non sono in comune come movimento cittadino, visto che la maggior parte dei voti sono il primo partito, in base ai voti dopo le elezioni stiamo per chi nessuno su. Però vuol dire se faremo sentire oppure non faremo sentire. Sentiamo anche a parere, secondo me, come diceva Giuliano, dell'avvocato, perché qua i conflitti di interesse non credo che mia. Un vice sindaco, assessore all'ecologia, come fa una proposta del genere, e dopo che toccava Valiflor, scusami, Valiflor ha fatto come mai i bilanci mio attualmente che stiamo visionando di il sindaco Polo, l'ex sindaco Polo, consigliere, è in disavanzo, tanto per precisare, è in passivo, se dopo loro li devono presentare in pareggio del discorso comunque che le carte continuamente resta. Un altro discorso perché dovevamo dare affiancamento agli altri comuni, 7 comuni, come ti dici te, perché la Val di Flor, sì, con 7 componenti, 7 sindaci, ma non ti vai a presentare il bilancio dove va a finire i soldi che entrano, perché i 4.900.000 euro da Agriflo e Socia non ti mai presentati i soldi che abbiamo acquisiti o guadagnati dove va a finire, se erano i fotovoltaici erano che li fornisce Montechia, ma no, siamo di faccia, anche se siamo di faccia avere la cosa più alta. Quindi, come diceva Giuliano, secondo me è interpellare purtroppo gli altri avvocati che non mi è, quando interpelliamo i costa. Sentite che è possibilità di uno che ti conosci, a questo punto mi dirà, sentiamo a questo punto. No, sì, non ce l'ho. Ce l'ho io. Gianni. Il mio titolare. Sì, riguardo a questo progetto diciamo, di manutenzione sarebbero, cioè, chiedo a Enzo, riguardo la manutenzione dei pali, delle lampadine, dei fili, cosa riguarda esattamente questo tipo allora, la delibera di giunta dice che il comune di San Bonifacio dà in gestione per anni 18 la gestione dell'illuminazione pubblica del comune e il pagamento anche della tariffa Enel per un costo di 500.000 euro IVA compresa. Per i primi 2 anni saranno sempre 500.000 euro, poi successivamente avranno un aumento ISTAT del 2% all'anno. Allora io facendo il calcolo del 2% composto per i 16 anni che rimanevano, al posto di 9 milioni ne esce 10 milioni e 505.090 euro. Scusa, e la gestione dell'illuminazione riguarda il pagamento della corrente e manutenzione del ponte. Però, perché no, a questo proposito sarebbe il caso magari di sentire qualche ditta locale e chiedere un preventivo, non so, di 1 anno almeno di manutenzione, cioè gli dici, te come ditta di illuminazione nella zona di San Bonifacio quanto costerebbe la manutenzione per 1 anno intanto?
e chiedere preventivo. Io conosco una ditta di Monteforte, potrei anche chiedere a un altro magari chiede un altro che conosce un'altra ditta, e abbiamo 3-4 preventivi, e quindi chiedere appunto questo l'importo, diciamo, il valore di un anno, e da lì si capisce se è congruo o meno questa cifra. Ma questo Poi... non possiamo farlo noi, ma dovremmo fare uno studio, fare le planimetrie di tutto quanto, quello che è. Cioè, noi diciamo che è controproducente per la comunità. Allora, io ho preparato una proposta di raccolta firme che così dice: si chiede l'annullamento della delibera di giunta numero 56 del 02/5/2013, avente per oggetto adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di San Bonifacio. Motivo: detta delibera vincola il comune per un periodo di anni 18 che corrisponde a un contratto generazionale per un costo complessivo lordo di euro 10.505.900 euro. Calcolo matematico. Scusa se mi ripeto. Allora dico no, come primo gruppo politico di questo comune ci riteniamo coinvolti nelle decisioni di questa amministrazione, in quanto in questo specifico caso non si procede a stipulare un contratto capestro, cui saranno le future amministrazioni costrette a onorarlo, senza che possano recedere, cioè fanno un contratto adesso e le prossime amministrazioni non possono recedere. Sì, quello sono d'accordo. No, ecco, posso... Indipendentemente da chi saranno. No, su questo sono d'accordo, ma il fatto, secondo me, ci sono già delle ditte che fanno manutenzioni sui vari comuni, e quindi a San Bonifacio qualche ditta ha già fatta questa manutenzione, per cui indicativamente sa con i precedenti anni quanto, diciamo, ha inciso il costo della manutenzione di San Bonifacio. Può essere, adesso non so, bisogna andare alla ricerca di queste ditte, allora, ci informiamo un attimo e chiediamo a queste ditte quanto avete speso, cioè quanto vi hanno pagato, diciamo, per tenere la manutenzione per un anno del 2000, 2001, 2002, 2003. E da lì abbiamo già degli elementi, diciamo, che riguardano la congruità del prezzo. Dopo, per quanto riguarda il contratto, diciamo, vincolante di 18 anni non va bene, quello sono d'accordo, comunque, anche però, a prescindere, quello sono d'accordo. Vado avanti con... Tenendo conto del particolare momento di regressione sociale che potrebbe modificare sia i costi di gestione che i costi di rivalutazione, senza contare che questo importo esce dai confini comunali, senza dare quel reddito alle cittadinanze che in questi momenti ne ha urgente bisogno, cioè venimmo privati di una ricchezza che altrimenti dovremmo ridistribuire nel territorio. Allora, in questo momento loro dicono alla delibera che risparmiano 24.500 euro all'anno. Valio, hanno fatto il conteggio che risparmiano, facendo così, risparmiano 20, non lo so come hanno fatto, ma loro trovano la scusante che c'è il risparmio. Ecco. Inoltre, la ditta che finora ha fornito il servizio a San Bonifacio è la ditta di... qua dopo il Baredo, che lo prendi in gestione annuo, no? Fa un forfait e dopo le varianti le metti in conto. Questo è il discorso. Allora, questo credo che possa essere un punto di approccio con i cittadini, perché quando i cittadini non tocchi le tasche si agita. Allora, con questo si può mettere nel banchetto firmate questa proposta, eccola qua, quella di libera in fianco, che se la leggono e la sottoscrivono. Poi dopo, questa qua la venirà ai consiglieri che solleveranno il problema di maggioranza o di opposizione, a noi non ce ne frega niente, gli diamo le firme a supporto della proposta di ritirare la delibera. Noi non siamo in amministrazione, che sia la maggioranza o l'opposizione che fa la proposta, ecco le cose. Vabbè, scusa, adesso prima la parola a Stefano. Allora, sì, io non l'avevo mai letta, stavo leggendo adesso al volo. Allora, c'è la proposta della GSM, sulla base della proposta della GSM la Giunta ha deciso di aprire un bando di gara, quindi immagino che parteciperanno anche altri oltre alla GSM. E qui c'è scritto, su proposta della GSM verrà aperto con bla 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 bim bum bam. La cosa secondo me fondamentale
non essendo dei tecnici, secondo me, avendo anche una limitata capacità di poter poi fare una controproposta, che manca nella tua lettera, manca una controproposta. Allora, Scusami, finisco di parlare. La cosa fondamentale su cui secondo me dobbiamo insistere come dei cittadini seri e coscienziosi è che 7 persone si sono riunite nel loro potere, chiaramente, ma hanno deciso di dar vita ad una gara che coinvolge il destino di 20.000 persone per sti cavolo di 18 anni. Il nucleo del problema, secondo me, è questo, cioè che si decide in pochi per 18 anni, vincolando una cittadinanza. È questo il punto, secondo me, su cui dobbiamo incentrarci di più di tutti, perché questo può essere oggetto poi di una discussione in un consiglio comunale, dove dopo ci saranno delle discussioni, dopo si dirà no, facciamo per 3 anni, ma perché non facciamo delle proposte alternative, qua e là. E questo secondo me è il problema di nocciolo di fondo. Dopo noi dubito che saremo in grado di dare una controproposta, quindi poter dire ma secondo noi costerebbe di più, di meno, ci vuole tempo, secondo me. Quindi io personalmente vedrei questa la notizia. Sapete che la giunta comunale ha deciso di vincolare per 18 anni la nostra e diciamocelo chiaramente, io lavoravo nell'energia prima, è impossibile prevedere 18 anni che cosa succederà, come evolve il paese, come non evolve, di cosa avremo bisogno, come avverranno i consumi, non lo sappiamo. Quindi è questo il problema di fondo, che giustamente, come dicevi tu, 300 giorni di amministrazione mancanti vincolano per 6.500 giorni, vincolano, non un'opzione, vincolano. Sì. Quindi io personalmente andrei fuori subito con un messaggio chiaro, il prima possibile, copia della delibera in mano, lo sapete che, e firmiamo. Quello che manca secondo me nella tua proposta è che noi chiediamo che possa essere ritirata, ma chiediamo che venga discussa apertamente con la popolazione e poi discussa all'interno del Consiglio Comunale, perché abbiamo già provato a discuterla la settimana scorsa al Consiglio Comunale e si è scappato via da tutte le parti. Quindi io riassumo, la mia proposta è ok, però aggiungendoci un discorso di controproposta, quindi discussione aperta in assemblea pubblica e discussione in consiglio comunale e con chiaramente vincoli minori. Stop. Walter? No, in effetti vorrei dire una parte che amico del quello che ha detto Stefano, anche perché l'evidenza attuale e comune, che qua forse Lorenzo può darmi l'informazione, perché lo diceva da Moreno, il comune si sta già avvalendo della visita esterna per la manutenzione degli impianti elettrici, cioè non che mio un elettricista Faiola. Fate voler il nominativo. E quindi è già un ente che subentra attualmente alla manutenzione e tutto il resto delle impianti di illuminazione. E quindi non vedo perché deve fare un altro bando la GSM, e qua ritorno sul discorso, come dice Giuliano, conflitto di interessi può essere che attualmente lo considero che cioè non è che considero possa essere gay, anche perché abbiamo visto che questi qua stanno prendendo decisioni a rotta del collo a fine mandato e quindi vincolare la cittadinanza e l'amministrazione che subentrerà a un vincolo del genere. Abbiamo visto l'esperienza degli uffici del sociale, no, avendo fatto un vincolo per 6 anni o 5 anni, non mi ricordo più, senza diritto di recessione per 2.400 euro al mese, era affitto, cioè nell'assurdità, però il consiglio comunale fa talmente votare e adesso forse sembra che sta tirando via, quindi è un'azione che è stata fatta a livello comunale, quindi potremmo subentrare con questa, secondo me. È giusto quello che dice lui, è giusto quello che stai dicendo lì, anche perché se che sta una ditta esterna, non so quanto sarà l'appalto che giudica, però dicono l'assurdità non so quanto sia, però non trovo giusto che venga gestia, qua forse lo capito male, della GSM che decide come e quando fare la gara d'appalto. No, loro
diranno una gara d'appalti Loro sulla base della proposta della GSM. Quindi la che GSM è arrivata, ha proposto, loro hanno preso lo e spunto per... quindi le zone di regolarità, perché tu vai sulla proposta usate della ditta esterna. E quindi le comune che deve fare una proposta su tecnici che prendiamo solo dei quattrini e sappiamo che fa poco e poco niente, non è ancora dirlo, il resto. E quindi si basa su una dichiarazione della ditta che parteciperà alla gara d'appalto, quindi secondo me è un subentro ancora del conflitto di interessi e l'illegalità, secondo me. Davide? Sì, allora condivido come diceva Stefano. Io ribadisco ancora, secondo me, e so che è difficile arrivarci, per me è molto importante che ci sia un'alternativa credibile, perché adesso tu mi hai detto sotto la macchina del presidente di cosa hai detto a Riforma, mi hai detto il nome della persona la quale non so se gli conviene mettersi contro qualcun altro che magari può avere un interesse A, un interesse B, va benissimo che non deve dire le nostre, però può essere un'alternativa che magari è poco credibile, che lo facciano un consorzio dove a capo di questo c'è uno che magari è già colluso con l'altro e non lo farà mai, però allora cosa vuol dire? Che se io porto avanti una cosa vuol dire che sì, vabbè, ma tanto c'è sempre quello, c'è lui lì, o l'amico di lui, c'è l'amico di lui di là, cosa mi stai proponendo? Tu non mi stai proponendo una roba nuova, mi stai proponendo A o B, che sono amici che sono insieme, c'è come il PDL meno L, è la stessa roba, cioè, capito? Cioè, che ci sia gente dentro il nome che ha fatto prima, Giuliano Zigiotto, presidente che è amico dell'altro che è dall'altra parte, se fanno... Cioè, secondo me la nostra alternativa non può essere quella di un consorzio che secondo me è giustissima, però un consorzio però dove a capo di questo c'è sempre l'amico. Allora la nostra secondo me dovrebbe esserci un altro, o sbaglio? No, deve esserci quello. Perché non lo farà mai una cosa contro il governo, no, o sbaglio? Per me dopo è. Sì, secondo te Giuseppe Gli immobili, avete chiesto di... gli immobili sono fissi, le persone si muovono. Sì, deve essere stato però chiaro, no? Indipendentemente da Giuliano, perché le mie persone è minima e lui là, perciò. No, io non voglio parlare con Allora la proposta che si faceva in riferimento al consorzio, Solo tu? no. Allora dico nella prefazione si prevede un aumento del 2% anno, non sapendo quale futuro avremo in materia di valore monetario. Può essere anche una regressione. L'evolversi della tecnologia senza ombra di dubbio si useranno prodotti illuminanti di nuove generazioni, cioè fibre ottiche. Allora, quindi dice, via previsti da pagare. Per tutte le innovazioni la ditta patatice potrà chiedere maggiori costi e economia, dichiarando che non facevano parte del contratto, deposita e avanti. Per fare un'analisi di quando si andrà a sottoscrivere, basta guardare i contratti stipulati da Eni con la società di distribuzione Gazprom russa, che ci impone di acquistare il gas ad un prezzo maggiore del 30%. Noi non paghiamo il gas il 30% più di altri stati, perché abbiamo fatto un contratto trentennale. Allora, qui che ho fatto il contratto a suo tempo, che invece è stato Berlusconi, invece paga la mandorla, miliardi di euro, non milioni. E noi ti paghiamo adesso. Allora, abbiamo da fare la stessa cosa nel caso di San Bonifacio, se qualcuno dice qualche... Allora, se queste cose si sanno, se uno fa la domanda, te ne dici, che va bene, ecco. Ora, la proposta alternativa che si ritiene vantaggiosa, in quanto la tassazione dei cittadini rimane nel territorio dove è stata prelevata. Il comune di San Bonifacio è socio maggioritario del consorzio Le Valli. Detto consorzio comprende 7 comuni. Zigiotto Elia presidente, Caso Antonio Nambaretto Lino, i 7 sindaci. Allora, tutti costoro amministrano il consorzio, ma a loro dire senza corrispettivo, gratis. Tenendo fermo questo punto, possiamo realizzare un consorzio di imprese del territorio che usufruiranno del supporto logistico del consorzio dei Valli, che metterà a disposizione dette imprese di agire nei rispettivi comuni per tutti i lavori che necessitano. Cioè, il consorzio, San Bonifacio che da fare questo, tu che fai parte del consorzio di imprese, gestisci questo lavoro. Ti servono dipendenti?
te ne prendi uno dall'altro comune e vieni qua dopo a fare i vostri. Così c'è una potenzialità, diciamo, di impresa elevata che può sopperire a lavori magari massicci in poco tempo. Il consorzio delle vari provvede alla pianificazione delle imprese e alla realizzazione. Le imprese forniscono solo prestazione d'opera, sia a ora che a forfait. Ogni comune pagherà i lavori eseguiti nel suo territorio tramite il consorzio delle vari, che avrà funzione di vasca di compensazione, essendo già il manipolatore di capitali sociali dei comuni consorziati. Cioè, lui già basta solo che metta una casella in più, il personale c'è e non costa niente. E non vanno provvigioni o maggiori utili alla GSM, in quanto la GSM 99,9% quando avrà acquisito la commessa darà il subappalto e si prende la percentuale. È fisiologico. Allora, applicando questa metodologia avremo un risparmio finanziario oltre il costo dei servizi che pagheremo al consorzio, quanto incassato dal consorzio l'impresa rimarrà sul territorio dove è stato realizzato con i relativi benefici. Diversamente sarebbe da altri acquisito e se tutto fosse stato di competenza del PA sarebbe andato a Verona. Capisco che vi penalizzo, ma più pazienza, ma... Allora, con queste motivazioni si chiede la sospensione e la valutazione di quanto indicato con la presente. Ma se noi chiediamo la sospensione della delibera di giunta, non si può sospenderla. Si può minacciarla, no, se deve dire ritirala. Ecco la motivazione della richiesta di... Senz'altro, 99 su 100, le minoranze faranno una mozione per il ritiro della delibera di giunta. Ma se noi nel frattempo usciamo con la raccolta firme e anticipiamo, facciamo vedere che siamo attivi, che non arriviamo dopo, ma arriviamo prima. E diremo che quelle firme lì saranno a disposizione dei consiglieri che presenteranno la richiesta di soppressione della delibera. Okay. Sì, io volevo solo dire un discorso sulla comunicazione, su come comunicare questa cosa qua. Io non mi fermerei solo ai banchetti, bisogna che mettiamo in piedi un discorso come è stato per il pilastro, cioè cominciare a coinvolgere qualche giornale, far girare su Facebook, cioè perché se vogliamo coinvolgere i cittadini e farci il portavoce dei cittadini bisogna arrivare attraverso tutti i canali possibili. Quindi se mettiamo in piedi questa cosa, voglio dire, bisognerebbe mettere in piedi, non so, come possiamo funzionare, mettere in piedi una task force che dice facciamoci girare le cose. Cioè. Ci facciamo le fotocopie, andiamo a poi le decisioni. Non ufficiale. Ho detto che devi usare tutti i canali, non puoi usare solo quello di andare in giro per strada al banchetto, che va benissimo perché è lì che la raccoglie la firma, però bisogna mobilitarsi e fare emergere la questione, perché non la fai emergere solo con la firma nel banchetto. Ritorno al discorso che aveva fatto prima, dove aveva fatto la proposta, è stata una lettera a nome nostro, sia il sindaco ma anche i giornali come hanno fatto quel pilastro, non abbiamo fatto con nome del Movimento 5 Stelle, però siamo attivanati, vuol dire contattare l'Arena e gli altri giornali tra i tre e il resto, anche perché io forse la fortuna di avere appoggi all'interno. Però dico un'altra cosa, che non trovo giusto il tuo discorso del consorzio delle valli, perché no, va piano. Infatti non l'ho scritto. No, per nominare fin adesso consorzio delle valli, scusami. No, perché gliel'ho chiesto io qual era l'alternativa. Ma tu l'alternativa che hai scritto consorzio delle valli. No, però è nata. No. Posso dirti quella mia? Se tu me la sai dire, se no... Vai. Dico. Allora, il consorzio delle valli, ti sai benissimo che io ti gioco, caso che... Tanto non ti sei mia, quando è stato stipulato il mandato sull'ufficiale, ti hai visto il contratto d'affitto, cioè di congregazione con l'Agrifro. Cosa che sta stipulato se lui resta presidente a vita 5 anni, oppure cambia conforme il sindaco, subentra la volta prossima, io non ti ho visto niente. Di quella roba lì. Dite solo che Zigotto è presidente, a caso è dentro CDA, Tessale è dentro CDA, gli altri componenti del consorzio delle valli.
però dentro CDA che anche il signor Tenzoni e anche sua moglie, tanto per darti un'idea, capiamo se il discorso, della Valli Flow. Consorzio delle Valli, attualmente, sto detto prima, io non ho mai visto nessun bilancio di introito nel comune di San Bonifacio, e anche non lo vedrai, perché loro nell'ultima assemblea che ha fatto, gli ha destinato gli introiti del Consorzio delle Valli su cosa? Sulla sperimentazione il vantaggio di gas e pannelli solari derocà e acque e il resto. Quindi avanti del comune di San Bonifacio non ne in tasca niente, anzi tiriamo fuori anche se siamo il 38%. E quindi avendo il 38% siamo quelli che rimette per sé e quelli che guadagnano di più. Non è mia il senso di dire devo fare le cose, devo rischiare che. Cioè, guardiamo se in realtà se può stare fuori anche il consorzio delle Valli lì che non sappiamo neanche che ditta lei e come la funziona. Per piacere, perché attualmente il consorzio delle Valli non ti è mai presentato nessun bilancio, non ti sa niente perché nessuno sa mai niente del consorzio delle Valli. Anche se là in bacheca l'ordine del giorno tutto quanto, la repertorio, però non ti sa mai niente. E questo poi mi dicono no, perché noi siamo in battaglia dal 2001 con quella ditta lì. Quindi capiamo il discorso, se vogliamo incrementare ancora alcune cose, e ti dico qua, il consorzio delle Valli, no, ma le Valli Pro, che rappresenta il Zigotto, non è una roba diversa, è la stessa roba, perché Valli Pro è fatta dal consorzio delle Valli e poi giuro, cioè capiamo se il discorso. E finora che ancora una pendenza a carico per la DDA di Venezia su quella società lì, e le altre due imputazioni penali non chiaro. Allora, il consorzio delle Valli è rimasto in piedi perché ha da incassare gli arretrati dello Stato, in quanto non aveva nessuna attività, era fermo. No, da quando ne sta sul tiro da parte di Alto Veronesi e tutto. Il consorzio delle Valli ha ripreso l'attività perché ha applicato i pannelli però non ha attività di perdita o anche a parte la perdita quant'altro. Il sindaco Casu è consigliere del consiglio di amministrazione in quanto sindaco. Chiaro? Zigotto non è il proprietario del consorzio Le Valli, i proprietari sono i comuni. Mi pare la cosa. Perché se questo l'atto delle fondazioni della società non va bene. No, vabbè, è pubblica. Enzo, No, deve... no, voglio solo dire che l'intervento di Enzo prevedeva l'esposizione a questa delibera ed eventuale votazione di un'azione sul territorio. Mi sembra che adesso stiamo uscendo, andando fuori tema e ci stiamo dilungando parecchio. Hai ragione. No, voglio dire cosa propongo di fare, cioè cosa si potrebbe votare. Gianni è scritto votare per assieme, cioè solo protezione. No, se siete la proposta, vediamo che partiamo da... Perché se fosse la cosa della lettura che ha fatto Enzo del primo pezzo. La lettura che ha fatto sì, riguarda appunto questo contratto che ha deliberato il Comune di 18 anni con oltre 10 milioni di euro di manutenzione e illuminazione pubblica con la GSM. E quindi c'era appunto questa proposta di dire di rifiutare questa, cioè chiedere che venga ritirata questa delibera promuovendo i banchetti e quindi se appunto, intanto bisogna capire se siamo appunto tutti d'accordo di fare questo intervento tramite banchetti, tramite giornali, tramite lettere da inviare al sindaco e ai consiglieri. Sì, tipo il mail bombing. Diciamo è il succo della proposta, insomma. Poi io avevo proposto anche il fatto di sentire appunto anche se l'offerta è congrua o meno in questo senso e di quanto magari. Vabbè, si può votare questa... Sì, ma per raccolta firmeria allora? Sì, la raccolta firme. Sì, no, senza alternativa. Cioè, per il discorso dopo bisogna vedere appunto... No, c'era da vedere se c'era
da proporre un'alternativa a questo, oppure ci limitiamo a chiedere il ritiro della delibera e basta. Cioè un'integrazione La proposta comunque è il ritiro della delibera. Sì. Votiamo su quella lì perché se Sì. no Poi vediamo se c'è Poi da fare vediamo anche la se c'è, proposta esatto, o meno. No, voi la minoranza che senz'altro in parte con... Votiamo, allora facciamo... Però io mi rifarei su quello che diceva prima Stefano, che ovviamente è difficile conteggiare da qui a 18 anni come si evolverà la situazione, però spingere più che altro su questo vincolo che il comune ci dà da qui a 18 anni, ecco. Più che dare una proposta adesso, perché è difficile dare un'alternativa, ma restare sulla... anche quello che mettere diceva in Stefano. evidenza che da 9 diventa 10,5, cioè 9 di capitale e 1,5 di interessi, cioè dire la roba alle Massalonga, più te la tira la lunga, l'altra cosa più di interessi, cioè articolare proprio il ragionamento in questi termini qua. Scusate, possiamo fare così, votiamo l'idea di impegnarci a manifestare, tra virgolette, il nostro dissenso. Volendo si potrebbe creare un gruppo che una sera si trova a discutere solo di questo, tutti si leggono le carte e si formula sulla base di quello che ha scritto lui, sulla base di quello che pensi te, su quello che dico io, formuliamo, si vota e dopo usciamo. Ottimo. Posso dire una roba spiegata. Questo potrebbe essere l'argomento, primo argomento del gruppo lavoro e trasparenza, esatto. Questo è il primo lavoro del gruppo, quello lì. Perfetto. Appoggio la proposta. Perché Votiamo. trasparenza. Cosa votiamo? Se attivarci o meno. No, appoggio questa proposta qui. C'è un'ultima osservazione, siamo a sufficienza diciamo nel decidere questa cosa, no? Perché siccome mancano altre persone, ma dato l'urgenza penso che dovremmo... Io comunque posso mandarlo adesso, mentre parliamo posso mandare già il sondaggio, possiamo tenerlo aperto 2 o 3 giorni e qualcuno ha il tempo di rispondere. Ecco. Ok, va bene. Quindi Votiamo qui intanto. già adesso oppure... Sì, vogliamo anche adesso. Sì, dai. Adesso no, Sì, si può votare anche dopo, non è mica... Cioè, perché diceva uno che vota adesso non deve votare dopo su... Votiamo adesso perché mi per dirti non mi ha detto votare. Esatto, dobbiamo votare anche adesso. Dai. Comunque non c'è nessun problema, perché siccome chi vota adesso viene scritto lì, poi chi vuole rivotare può rivotare online dopo la fine. Esatto. Favorevoli a cominciare a muoversi all'attivismo, per attivarsi per portare a casa il risultato del ritiro della delibera. Unanime, dai. Tutti i presenti, a parte non favorevole? Sì, puoi votare. È un tema che non fa parte dell'organizzazione. Scusate, la seconda proposta, allora se come dire, deleghiamo al gruppo Trasparenza, Economia e Lavoro di occuparsi di mettere a punto le iniziative. Dopo dovremo collaborare tutti, ma di mettere a punto. Votiamo questa proposta qua. Sì. Chi è a favore? Tutti. Posso dire tutti o no? Puoi dire tutti. Presenti, favore. Quindi adesso restano due. Passiamo oltre? Passiamo oltre. Quando c'è l'osservazione che io ho fatto la positiva prima della minchia, perché dopo io fuori, dopo uno che va a deportare la cosa, ma se puoi votare attivisti o non attivisti? Dopo viene fuori se viene problematico. Secondo me taglierei la testa al topo, nel senso che questa è un'iniziativa che ci impegnerà tutti direttamente a prendersi l'impegno a fare i banchetti, a raccogliere le firme e tutto quanto. È giusto che chi poi si impegna possa dire la sua. Hai detto? No, ecco. Voto attivisti, non attivisti. Sta presente. Quindi non esiste più attivisti o attivisti. Neanche online io presente. Adesso no, perché sennò anche perché incentivare di andare alle riunioni così, invece magari uno che sa che dopo online può votare
quello che hanno discusso, rimane anche le riunioni, invece se tu sai che per decidere devi andare alla riunione, sei incentivato ad andare alla riunione, ti mobiliti, metti in movimento. Da un punto di vista. Punto di vista, sì, certo. Che uno se vuole votare con coscienza e con conoscenza, allora deve venire, anche può votare online, però deve venire. Parallelo però i due discorsi, assemblea reale e online. No, beh, però se votiamo adesso qua, dovremmo già votare, va bene, però non apriamo questa discussione, ragazzi. Andiamo avanti, dai. Avanti. Il tempo di parlare no, non è vero. Vabbè, a posto. Poi? Cosa tocca? Allora, dopodiché adesso siamo rimasti due di punti di argomenti un po' grossi, insomma, perché sono un po'... Uno è quello delle amministrative, quindi come se vogliamo muoverci subito con una lista o se vogliamo intanto fare un ragionamento di costruzione del programma, eccetera, eccetera, rimandare a settembre o a quello che sarà, c'è questa discussione qui. E poi l'altro invece che è abbastanza urgente perché siamo in chiusura e passaggio di co-organizer, non co-organizer, gestione degli TAP, eccetera, perché a fine mese io e Massimo non faremo più questo lavoro qua e quindi va a gravare su Gianni, la Roberta e Fabrizio. E quindi c'era da discutere un po' come organizzare questa cosa qua. Sono queste due cose qua. Io personalmente discuterei C'è ancora collegato. perché lo sento e poi perché c'è collegato il discorso dei gruppi di supporto di cui non abbiamo accennato mai perché abbiamo fatto già il lavoro di aprire i gruppi di lavoro che era una proposta che ci è venuta in mente un giorno che ci siamo trovati a mettere a posto un'età con la Roberta, Fabrizio eccetera che poteva essere un escamotage per permettere a tutti di poter gestire le tappe, anche se non hanno le competenze informatiche per potersi arrangiare completamente, insomma, però era da parlare, insomma. Di cosa parliamo Esatto, di domanda, esatto. Bene, anche la lista elettorale, ora o aspettiamo il tempo? No. Magari decidere. Ma c'erano due cose, mi sembra che c'era da decidere. Cioè, prima era se attivarsi o meno, insomma, di creare questa lista e poi c'era da decidere quando farla. Quindi due punti. Sì, dai, finché siamo ancora freschi, direi. Prima hanno fretta di fare i consiglieri. Allora, prima di aver fatto fare i consiglieri, dobbiamo imparare a fare i consiglieri. Dopodiché possono dire, beh, voi lo mettete in lista. Allora io ho già postato che mi metterò in lista per ultimo, così almeno qualcuno andrà prima di me. Io opto per discutere la cosa a settembre, in quanto ora è prematura, perché può essere che arrivino degli altri e poi dico, ma tu no perché io sono il primo. Io ho già detto che sarò l'ultimo della lista, perciò siete sicuri, anche senza avere fretta di essere in lista? Fine. Io rimanderei a settembre quella discussione qua. Tanto quello dobbiamo imparare a parlare con la gente e rispondere alle esigenze dei cittadini. Allora che valga, sì. Io sono d'accordissimo con te su certe robe e su alcune no. Nel senso che la prima domanda che farei a lui, vedere chi può mettersi in lista. Cioè, può mettersi in lista chi? Gli attivisti, adesso parliamo di attivisti, non attivisti, chi è iscritto dentro il Movimento 5 Stelle, chi è iscritto dentro al blog, chi può mettersi in lista, prima cosa? Cioè, tu ti hai fatto l'elezione in Verona, quindi ti sai benissimo come funziona l'organigramma, perché è inutile che andiamo a fare la roba adesso che si può fare tra 6 mesi, effettivamente. Seconda cosa, il discorso è questo, che mi dico sempre impostare il discorso, intanto se vorremmo fare questa lista, ma no, per fare una lista
dei nominali volevo partecipare alle elezioni, e lo ribadio non una volta, ma lo ribadio 6-7 volte, e sono stufo di dirlo. Volevo farla, sì o no? Punto di domanda. Terzo, non vedo perché mettere i nominativi. Vi ho sempre detto, se volevo partire con le elezioni amministrative, non ho mai parlato di lista, e questo l'ho replicato sul discorso dei 98 commenti l'altra volta. Primo, bisogna mettersi d'accordo come organizzarsi per fare la partecipazione comune alle prossime amministrative. Allora, cominciamo come ha fatto Pescantina. Andiamo a domandare un invito ai parlamentari di trovare la cittadinanza, e quindi sentiamo la realtà che porta loro qua per smentire anche le ciacche, come ha detto lui giustamente, la prima notizia che ha sentito per i giornalisti che vive su certe puttanate. Quindi sono stato a Pescantina, che era anche lui, e abbiamo visto anche il discorso delle diarie. Quindi mi partirà non con i nominativi di chi vuole fare la lista, chi vuole partecipare al resto, ma vuole partecipare alle amministrative, sì o no, primo. Secondo, programmare non solo con i deputati, ma i contatti con i cittadini, con le associazioni locali. Mi dispiace di dire una roba, ti si sta consigliere comunale, non so messi che una volta te preparato per fare il consigliere comunale, ma maestri non è mai nato nessuno, se che diventa. E il Movimento 5 Stelle mi sembra che non abbiamo mai bisogno di chi l'unico che è nato maestro, perché là al Parlamento attualmente è tutti primizie giovanili, alla prima esperienza, quindi non trovo giusto che ti dici no, bisogna imparare a fare consigliere. Per carità, è giusto imparare, però abbiamo anche qualche unico che può dare le iniziative, come che sta fatto Buono, mi sembra un po' quindi vuol dire sarà un cammino successivo da fare, però se diremo mandiamo tutto a settembre, così a settembre che va a fare? Per fare i consiglieri, che va a preparare cosa fare con la cittadinanza e tutto il resto. Cioè, secondo me non è questione di fare i nominativi di una lista, così. Ma è di programmare un cammino che dura un percorso. Gli altri partiti, partiamo sempre dai classici partiti che può essere quello che si vuole. Io ho fatto le riunioni, che ho dato il candidato sindaco, che ho dato la programmazione sul comune, e gli altri non hanno niente in assoluto. Per fortuna che abbiamo fatto i gruppi di lavoro adesso, che partiremo con qui, però decidiamo una cosa. Io mi ho già parlato l'altra volta e sono stufo di ripeterlo tutto il resto del discorso, perché è sempre quello nominale. Come abbiamo perso tempo per lo statuto, stiamo perdendo tempo ancora su delle discussioni qua. Però mi che te il discorso, vogliamo farlo o non farlo? Come sappiamo, invitiamo i parlamentari, invitiamo Cacchituni di Verona, facciamo assemblee pubbliche, cosa? Punto di domanda? Stefano? Ma allora, io ho tre punti. Primo, anche secondo me, come dice Walter, la mia proposta di stasera è mandiamo intanto un sondaggio con scritto il Movimento 5 Stelle siamo di faccia, parteciperà alle elezioni 2014 e vediamo cosa esce. Secondo punto, secondo me adesso non dobbiamo trovare i nomi e metterci a discutere su chi e che cosa farà. Primo perché tra 3 mesi potremmo essere di più, secondo perché tra 3 mesi potremmo esserci conosciuti meglio, ma se abbiamo fatto qualcosa prima. Quindi la mia proposta è questa: se decidiamo che andiamo alle elezioni, sappiamo che da lì, e diciamo a settembre, si decideranno i nomi e i cognomi, o a ottobre, quello che è, in quel momento ognuno si sentirà libero di candidarsi, di non candidarsi, decideremo i modi su come presentarci, eccetera. È inutile porsi il problema adesso se non sappiamo cosa dire, secondo me. E quindi la mia seconda proposta è di rimandare la decisione dei nomi, non la creazione del dire ma partecipiamo, la decisione dei nomi a settembre-ottobre, quando avremo anche lavorato i gruppi di lavoro. Io adesso non mi sentirei di votare nessuno di voi, sinceramente, ma perché potrebbe esserci anche una persona qui fuori che potrebbe essere il candidato ideale per fare il sindaco e non lo sappiamo perché non l'abbiamo incontrato. Terzo punto, secondo me fondamentale, è che, come dice lui, e non è in tema con la domanda, con l'argomento di cui stavamo parlando, però lo dico, è che ci muoviamo subito dal punto di vista politico con un'assemblea che porti già a incontrarci. Abbiamo detto tante volte, non ci incontriamo, non abbiamo un programma, bla 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 bla. Allora io per esempio la settimana scorsa ho scritto alla Businarola, complimentandomi eccetera eccetera, ho detto senti ma tu verresti nel territorio a incontrarsi i nostri cittadini? Sì, quando volete, basta che me lo fate sapere e ci organizziamo. Quindi ripeto le mie proposte: votare con un sondaggio la partecipazione, quindi esplicita alle elezioni; la seconda, ufficializzare che
entro il 30 di ottobre dobbiamo aver deciso almeno i nomi chiave di quella che sarà la lista, e quindi ci diamo settembre-ottobre per decidere, e prima lavoriamo insieme, che è dopodomani, settembre-ottobre, e decidiamo insieme. La terza, muoviamoci subito per essere più presenti, perché diciamoci la verità, secondo me fuori non è che abbiamo fatto tantissimo fino adesso, al di là di alcune iniziative. Io per primo che non sono stato presente, però dobbiamo concentrarci su altre cose piuttosto che sui nomi in questo momento. Maurizio? Io devo dire che dopo sta nell'etapa dell'interazione degli amministrativi, e Dio, come ha detto Walter, che fa sì che fare del gruppo che si esponga al contatto delle persone, sentire le problematiche, che anche le persone che la intenzione deve mettersi in prima linea, anche invogliare a qualcosa. Solo per quello, dopo mi ribadisco, bisogna che andiamo fuori, farsi sentire le problematiche che sono in giro. Dopo i numeri attivi che ho avuto nella seconda tema, ma bisogna fuori perché anche l'altra volta, qualcuno che fa parte anche del comitato del paese, mi ho detto praticamente che c'è già gente che sta muovendo, ma alla grande, le politiche, perciò avanti quello fermo. L'unica cosa è che fare, sì, come adesso questa problematica che portava avanti il DSM lì, deve portarla a fuori la cittadinanza, muoversi a tutto quanto questo, bisogna organizzarsi e chiedere un'organizzazione partecipi di tutti, dopo chi che si assente sempre, chi che si assente deve mettersi in campo dopo, e dopo messo in campo e messo anche in discussione per postare che l'ultima qua che se si può avere un appoggio magari anche quando quel sindaco vedo che nel momento in cui il sindaco di Salerno non avessero bisogno se è disponibile, ho fatto un esempio, dopo che quelli qua tante volte il modo di trovare più gente possibile che dà l'insegnamento che hanno bisogno. Quella persona che dice sì, quindi tutto il tempo necessario per imparare, perché siamo partiti da principianti e apprendisti e per diventare operai specializzati che è un percorso più o meno lungo, però penso che la maggior parte delle persone siamo qua che partecipiamo e credo che abbiamo la volontà di portare avanti e cerchiamo di mettersi in campo chiedendo anche l'aiuto di altre persone e imparando. Per me solo parlare che nessuno è nato maestri e nessuno diventerà eterni del dire mi sono più bravo degli altri, no, perché c'è sempre qualcuno più bravo degli altri e noi altri abbiamo messo in campo imparando anche certe astuzie che attualmente magari ne manca. Quindi chiedevo aiuto anche in giro, dopo la volontà, aiuto me, e diventerà bravo. Posso fare solo sì, vabbè, vai. Posso fare solo una postilla sul discorso suo, perché domenica in effetti il componente del comitato del locale non sembra essere stato, e ha detto che loro i comitati che sono associati a San Bonifacio di 5-6 gli ha chiesto i colloqui con i partiti attualmente. Quindi ho detto, ma scusami un attimo, deve chiederli a quei attuali che gli insediamo, ma quindi se proporrà, come fai? E quindi ho detto, partecipiamo a Canale oppure no? Per me deve essere perché allora, io so confermato lunedì perché mi avevo fatto capire che so parte dei Movimento 5 Stelle, però lunedì io ho detto perché cos'è PDL e PD, cesso e latrina. Quindi ragazzi, prima che dopo venga fuori, ho detto mi fa parte 5 Stelle, come che fosse là, non lo so, un uragano, tutti in silenzio, alla fine nessuno, e ho detto ma scherzi tu? No? Quello che sta qua, ho detto pubblicità occulta, se vuoi volantini,
Poi devo fare. Ma sono i comitati che hanno chiesto di parlare con i partiti o il contrario? No, i comitati stanno parlando nel... Si sta già parlando, io voglio creare la lista civica. Sì, dopo devo formare una lista. Devo avere... Una lista civica. No, le due cose separate anche. Sì, sì. Cioè, Doriga ha già preso i contatti con i partiti attuali insediati nel comune per avere colloquio sulla programmazione che farà nel 2014, e quella è una cosa. Seconda, vorrei dire che quelli che sono tutti i partiti che fanno le proposte, come che ha fatto sempre la solita politica, noi faremo questo, faremo quello, si condividerà gli obiettivi, bene, se no pensano di fare una lista civica sua. E quindi ho detto con Lemeo che a questo punto non si tiene canati, i comitati. Io dopo cerchiamo di organizzarsi per fare amministrative, qualcosa da sostanzione dei informati. Vabbè, Gianni? Io adesso non so se Walter ha fatto caso, Maurizio, ho postato ieri sera una specie di redazione di tutti i comitati, Motta, Lucara, eccetera, in cui appunto espongono le varie crisi, diciamo, varie richieste, diciamo, ho fatto un'analisi del loro territorio con tanto di quantità di abitanti, dove ci sono le criticità del territorio, criticità sociali, eccetera. Forse, no, non l'ho fatto io, l'hanno fatto proprio i comitati, tutti i comitati. E c'è proprio una redazione, ci sono 45 pagine, quasi 50 pagine per ogni frazione, per ogni comitato, perché ogni frazione corrisponde, diciamo, più o meno a un comitato. Hanno fatto questo manualetto, all'incirca, questa redazione. Ed è molto interessante perché appunto vedi tutti i vari, diciamo, tra virgolette, richieste che hanno questi, i cittadini, sono in faccia alla fine, perché sono tutti i cittadini, sono in faccia. Cioè, in pratica È un buon materiale per i gruppi di lavoro. Che è già fatto a livello di frazioni quello che intendino. Esatto, a chiedere, loro hanno già fatto. Invece loro dice, guarda che noi, già. Esatto, esattamente, c'è proprio un manualetto di 50 pagine, ho postato subito per ieri sera che l'ho trovato. Giuliano, vuoi... No, perché sennò te... No, aspetta, prima che Giuseppe, Giuseppe. Stavo dicendo, per riallacciare, sì, dovremmo dire che per adesso non diciamo i nomi perché della lista, non facciamo nomi per la lista elettorale, ma ci prepariamo già da adesso, ci attiviamo già da adesso per dare la possibilità a chi desidera entrare nella lista elettorale del Movimento 5 Stelle di farsi valere, di farsi vedere, di farsi notare, di farsi apprezzare, cioè proporsi, non dire non rimandiamo a settembre, ma prepariamoci già adesso per settembre, per dare una risposta a settembre, di modo che se siamo rimandati che avremo novembre, altri 2 mesi da riparare, ma che vaga, però attiviamo già adesso, perché il primo appello è a settembre. Adesso darlo prima, vai. Comunque in merito, io ho detto che sarò l'ultimo, perciò se ho detto che se offre fare il penultimo, avremo sotto il problema, intanto gli ultimi 2. Allora, vai, vada. Allora, io ho già fatto una richiesta al segretario comunale della disponibilità di un ufficio per un rappresentante del Movimento 5 Stelle, in quanto è un suo diritto del rappresentante e un dovere del comune dare uno spazio in modo che il nostro cittadino possa colloquiare e ricevere i cittadini suoi elettori. Ecco, allora su questo mi serve una richiesta formale del deputato che verrà eventualmente a San Bonifacio e dirà che giorno vieni, sarebbe utile che venisse una volta al mese, e questo dovrebbe farlo anche negli altri comuni. Vabbè, certo. In modo da essere vicini ai cittadini. E se no mi fanno la mano per fare il lavoro. Mi serve la richiesta ufficiale, perché con quella richiesta ufficiale ecco che il comune è obbligato a dare la sala, oppure la sala
di giunta o consigliare o quant'altro per mettere a disposizione, perché la legge prevede questo. Dopo nel volantino, se ci sarà questo deputato che dà la disponibilità, faremo nel volantino, ci sarà sempre che il primo lunedì del mese, che sarà disponibile un deputato del 5 Stelle per rispondere a eventuali richieste del cittadino, e quello sarebbe un video da visita. Dopo che ne venga pochi, Subito. No. Mi dispiace, ma Io questo è proprio... Perché se fosse possibile, sarebbe l'interpretazione autentica, aspetta un attimo, perché se questo fosse possibile, sarebbe la risposta autentica a quello che avviene a Roma, che nessuno sa se avviene. Dire, mi sono uno di questi e dice... No, ma non per un fatto che non voglia, perché loro verrebbero dappertutto. È che tecnicamente in 24 ore al giorno non riesci via, si può dormire. Allora, non riesci via a fare questa roba qua. Proprio te lo dico per esperienza, loro col cuore verrà dappertutto tutte le ore che vorremmo, però tecnicamente lei è una cosa tecnica. allora, Se la Francesca, tagliare il tempo... allora, se la Francesca la dice che viene qua nel meetup, neanche che la venga, No. perché noi altri abbiamo bisogno di comunicare, perché siamo da tutto. Ecco il discorso. Allora non mi capivo niente. Cioè, se è una cosa da fare una volta al mese, dico di no. Se è una cosa da fare una volta 6 mesi. Contro, è un altro discorso. Mi sembra di aver capito che ti dicessi una volta al mese. Una mattina al mese, un lunedì mattina. Guarda, io ti dico Un'oretta no. Ma è una cosa puramente tecnica, perché loro ci dicono sempre di sì quando gli chiediamo un incontro, però chiediamo un incontro, gli hanno fatto un incontro a Pescantina dopo 3 mesi che sono stati eletti. Adesso la prossima volta che verranno a Pescantina 6 mesi. 6 mesi? mesi Un anno, come minimo, anche Quindi perché la chiamerei ci sono quanti presenza comuni nel territorio. lo so, ma loro sono in 3, quanti comuni che hai in tutta la provincia di Verona? 98. Diviso 3 si fa. Magari chi si attiva E non l'economia è solo quello da fare. E loro li fa in Parlamento tutto il giorno, alle 9 della mattina e alle 9 della sera. Torna a casa venerdì sera e ritorna lunedì mattina All'onorevole quando Bastelli. abita a Roma. Per cui ti lascio Quello immaginare. che è importante è che trovare il modo un giorno, come dici tu, secondo me ogni 3 mesi, che non è fattibile, che dicano queste cose qua. Cioè io vado alle 9, esco alle 7 di sera, facciamo questo, quest'altro. Abbiamo detto, ma non è vero perché vi hanno detto che ho letto che non è vero, perché abbiamo fatto A, B, C, D, E, F, queste sono le cose Allora, che bisogna. rientra in quello che volevo dire. Per cui Lo so. quando avete finito di parlare tutti, io ho chiesto di parlare per ultimo, così riassumo un po' tutto quanto. Dai. Sì, no, che Walter dopo ti sentire, se no. Allora, il discorso che diceva Gianni è vero che Ghezza in particolare, chiamiamolo così, fatto ai comitati, perché sono parte anche a me, i comitati lì. E quindi però è un progetto che era stato fatto ancora 2 anni fa, quindi le esigenze forse un po' cambiare. Per quello che mi diceva, sentiamo di nuovamente, Sì, perché quel progetto lì era stato presentato al sindaco Caso su un accordo dei coordinamenti dei comitati, se non gli faccio con il sindaco quasi appena insediato, quindi è passato un po' di tempo. Comunque è motivazione di presentare ai cittadini, che però anche lì sono dubbioso su questo, perché prendo parte proprio di uno dei comitati lì e dico che non mi è stato espresso totalmente ai cittadini, è stato espresso dai presidenti dei comitati, quindi starei molto attento su quel discorso lì. I comitati politici, però, sono dentro a me, però fa politica, scusami, se lo dico politica, anche se sono un movimento. Quindi vuol dire stare molto attento su certi discorsi, anche perché è privilegiato alcune persone, senza fare il nome, che si considera il portavoce di questi comitati qua, che era candidato sindaco della Lega. Precisiamo anche questo. Non mi ha parlato anche contro. Da Simoncelli. L'architetto Simoncelli. Beh, è sempre stato che le flessioni che avrei su... Allora, parliamo se c'è rotondo. No, allora parliamo che mi sono qua a fare un'attivazione politica che la PDL Simoncelli, PDL. beh, credo che lei, insomma. Ha detto politica, va bene. Chi mi ha fatto? Ha detto, lo so, come ti dare la Lega, mi ha detto, ma chiudi il discorso, fate quello discorso.
quindi sentire i cittadini veramente con l'assemblea, cioè invitando qua anche i parlamentari, come che ha fatto Pescantina, anche ha fatto la presentazione dei candidati sindaci, ma si può presentare anche le problematiche che vivono sul territorio. Non mi ha detto che devo fare 3 ore con i parlamentari e chiudere il discorso, potremmo fare un'assemblea con i cittadini e dopo aver sentito i parlamentari sulle disponibilità sue, sulle esigenze della Roma Annesso. Quindi vuoi sentire per sé dei cittadini, mica lo fa dalla relazione dei comitati, perché poi è nato componente del comitato, quindi è nato le là, vuol dire, quindi sappiamo come deve funzionare l'organismo. Comunque spunti, no, per dire che non è valido. no, comunque i spunti che già diciamo le reazioni si possono proporre, dici Sì. questo qua è un problema. Tu lo senti come problema o meno? Cioè, è già un punto di partenza. Dobbiamo dare un punto di partenza, però ti dico anche che delle prevalenze sulle inflazioni. Cioè, devo far conto che siamo di qua sulle principali feste grossa, però che raccomandato fin adesso l'ovvia, lo cara e prova. Precisiamo anche questo, c'è una sessione dai componenti comunali, perché siete guardi vice il sindaco della Proa, il sindaco della Locara e il resto, quindi sempre stare Il campanilismo. sì, è appunto il discorso. Sul discorso dei parlamentari una volta al mese, che sta l'esperienza, siamo di faccio, e poi tu puoi dare la conferma, che era la Martini, che aveva fatto lo sportello cittadino. Però forse la Martini aveva questa possibilità dei nostri effettivamente che la passe un mazzo così, la Martini era già bene esperta, da poter anche assentarsi al Parlamento o non so che cavolo sotto i fuggi fare, i nostri non so, è doppio, però fare 98 comuni, mi ti dico, è molto difficile fare una volta al mese. Perché una volta al mese per 98 comuni bisogna che ti dividi un parlamentare per sé minimo. 3 comuni, cioè, in tutta una mattina. Sì. Ma tutti i giorni però, ma tutti i giorni. Sono d'accordo con lui, cioè sarà un'ottima. No, Esatto, bisogna anche andare a lavorare in Parlamento. È un'ottima proposta, sentire i parlamentari, però. Si può fare su prenotazione, quando che 4 o 5 che chiede, allora se fissa l'appuntamento. Come faceva la mattina. Ecco che allora, che se qui da quando va a casa, dice, go parlare con l'onorevole, lo go chiamare e le venuto. Pare impossibile, ma crea un fattore psicologico non indifferente. Posso finire? Sul discorso qua, adesso la replica, quello che stai dicendo qui, perché Mattia devi parlare con il nostro sindaco per la problematica dell'alluvione. Parlare con il nostro sindaco. D'accordo con Mattia per la sera pescantina abbiamo detto sentiamo non solo il sindaco, perché le PDL poi già da qualche partito, da Ganare, eccetera, ma sentiamo anche chi ha subito i danni, i contadini e case del resto. Io ti dico, portare la voce sui contadini, uno in particolare che è il mio cognato. Sento la risposta qual era? Io ho da fare adesso non mi ha tempo. Quindi non tutti pensano a dire sono a parlare con il parlamentare, devo parlare alle venuto, perché questo qua alle venuto e nessuno che parla insieme. Scusa, non ho sentito. Cioè, lui ha detto che la gente dopo la vacanza dice devo parlare con il parlamentare, sono contento, sono soddisfatto. Mi te porto l'altra sponda, perché tanta gente non ne frega niente a parlare con il parlamentare. Ma è venuto Mattia e vengo mia... No, cioè Mattia è venuto qua a parlare con il sindaco. Sì. Che abbiamo organizzato con Mattia di parlare con i coltivatori che stanno governando tutti i terreni e tutto il resto, e questi mi hanno detto che non mi tempo da casa. Però non è chiaro. Quindi vuol dire le sue è state calamitato dopo Va bene, allora, visto che non è più in lista, Giuliano. Allora, parto da fare una domanda. In quanti siete come attivisti qua? Una ventina attivisti. Questo vuol dire che probabilmente non avete neanche i nomi per trovare la lista? No, Sì. Beh, comunque, vi porto esperienze di Verona. A Verona siamo partiti, praticamente è partito Gianni prima di 4 mesi prima di 6 mesi prima delle elezioni, era in 2. E alla presentazione della lista avevamo appena giusto i numeri per riempire la lista. Okay?
Le liste, da quello che ricordo l'anno scorso, c'era il termine di presentazione della lista allo staff. Il Becquerillo è stato sulla metà di marzo, mi sembra che sia. Per cui voi potete ben capire più o meno quali sono i tempi. Cioè avete tutto il tempo adesso, ma non adesso, lo avete anche in settembre, in ottobre, in novembre, di poter ragionare, di fare una lista, di votare tra di voi chi è la posizione in lista, perché poi ci saranno anche quello da votare. Da valutare ci sono tante cose. La posizione in lista, per esempio, noi abbiamo decisa perché quando vedranno la lista, chi dovrà andare a votare, ci saranno preferenze, guarderanno per primi i primi della lista, per cui anche lì sarà importante valutare anche quelle cose lì. Faccio presente per cui avete tutto quanto il tempo di fare queste cose e secondo me adesso sono le ultime. Sì, sono assolutamente le ultime cose da fare, anche perché allora dovrete presentare varie documentazioni, prima lo staff e poi il comune, per cui ci saranno tante altre cose da fare, ma comunque avrete in un mesetto di tempo ce la fate, insomma, entro direi marzo, febbraio, ecco, presentando la lista allo staff in marzo, poi presenterete in comune e ci sarà tempo poi per fare campagna elettorale e tutte queste cose qua. Secondo me, almeno l'impressione che ho avuto io anche stasera, così, e poi vedendo anche il resto, è che qua ci siete, come banchetti vi ho visto ultimamente così, però magari per la gente non vi avvertono ancora tanto sul territorio, non vi vedono, non vi sentono, cioè forse non sanno neanche che ci siete tanti, giusto? Non so cosa mi dite. Può essere, sì, concordo. E allora questa idea qua, per esempio, della raccolta di firme, di sensibilizzare l'opinione pubblica con i giornalisti, queste cose qua fa sì che la gente cominci a capire che anche a San Bonifacio c'è un Movimento 5 Stelle. Mia opinione personale sarebbe bello che il Movimento 5 Stelle si facesse sentire anche in quei comuni che ultimamente sono stati colpiti, e non solo ultimamente, dall'alluvione, oltre a San Bonifacio, Soave, Monteporto, mi dicevi tu che ci sono già imitato. Sì, Monteporto e Soave, si è presentato di Soave. Soave. E ecco, farsi sentire ancora di più in questi comuni qua e far capire alla gente che hanno un'alternativa sarebbe importante. Come farlo capire? Facendo anche là banchetti, facendo anche là altri tipi di manifestazioni, altri tipi di cose per metterci in evidenza, insomma, queste cose qua. Un'idea adesso tempisticamente sarebbe quella di invitare anche i parlamentari. Non è stato neanche fatto a Verona, questa cosa qua, per dirti, è stato fare. Pescantina è stato il primo comune dove è stata organizzata questo incontro con i nostri parlamentari. Si farà anche a Verona, spero prossimamente. Voi potreste tenervelo, visto che i parlamentari non sono molto disponibili per termini di tempo. Secondo me io me lo terrei più vicino possibile alla campagna elettorale, perché reclamizzare un evento con i parlamentari 5 Stelle e tutto quanto nelle vicinanze della campagna elettorale è molto importante, secondo me, dà molto risalto, viene gente per sentire parlare loro, per vedere i nuovi candidati che si candidano nella lista del Movimento 5 Stelle di San Bonifacio, eccetera, eccetera. La questione di, ho sentito prima, di votare per presentare la lista al comune. Ecco, questa cosa qua io sinceramente non la capisco molto, perché è fisiologico, fa parte dello spirito del Movimento 5 Stelle che il cittadino si attivi e vada nelle istituzioni. Cioè, non ha senso non presentarsi in comune come un Movimento 5 Stelle, stare fuori. Il Movimento 5 Stelle è fatto apposta, è stato creato da un'idea di 2 persone, perché i cittadini si attivino, si candidino e vengano eletti nelle istituzioni. Per cui cioè, è un controsenso dire facciamo il Movimento 5 Stelle, attiviamoci, ma non presentiamoci alle elezioni.
non c'entra niente. Il Movimento 5 Stelle, che siamo in faccio, secondo me, è nella logica delle cose che si presenterà con la propria lista, con il proprio candidato sindaco. Se volete anche fare una proposta di giunta non sarebbe male, così magari arrivate a un eventuale ballottaggio già con una serie di nomi per fare la giunta, perché no? Date un'idea. Questa è la mia idea personale. Comunque, poi cosa altro avevo detto? Di campagna elettorale ne discuterete, spero, più avanti, perché adesso non ha assolutamente senso. Non so aiutarmi di cos'altro abbiamo parlato. Io mi porto esperienze di... Sì, posso intromettere? Solo una cosa, vi presento il consigliere della sesta circoscrizione di Verona. Mi chiamo Matteo Antonelli, per ascoltare. Una cosa velocissima, Giuliano ha ragione, è prestissimo per fare una campagna elettorale o pensare di fare una lista adesso, secondo me, proprio per l'esperienza di Verona. È giusto pensarci, o meglio, la parte più difficile non sarà comporre una lista, e penso sarà fisiologico per voi fare tutto questo lavoro per poi andare a proporlo in comune direttamente. Il duro sarà farsi i progetti, i programmi, fare il programma elettorale, costruirsi con dei progetti da portare avanti, come può essere benissimo quello che ha proposto qui questa sera, è un'ottima iniziativa. Una cosa che mi ha colpito è stato il discorso sui comitati, sul suo rapporto con i comitati. A Verona è successo un po' diverso, io spero che succederà anche qua. Non tanto per parlare in politichese, ma il rapporto con i comitati avviene man mano che si fa di lavori assieme. O meglio, a Verona, tra Caviglia e Traporo, non è che siamo andati a cercarli con l'ottica di andare assieme alle elezioni. No, abbiamo detto ci interessano questi lavori qua, facciamo assieme. E poi è stato fisiologico che sia fatta una collaborazione, perché sono comitati sani, se sono sani, perché ci sono anche quelli non sani, se sono comitati sani, si crea una sinergia poi assieme a questi comitati, ma non deve essere visto nell'ottica di andiamo insieme alle elezioni, ma deve essere visto nell'ottica di facciamo il bene della cittadinanza. Poi è normale che poi si andrà assieme alle elezioni. Ecco, un po', secondo me, l'altra faccia della medaglia che dovrebbe un po' guidarvi nei rapporti con le altre forze che ci sono sul territorio. Tutto questo. Completo solo una brevissima finale, diciamo così, che è anche qui sulla logica delle cose, pensare che i comitati stessi si attivino e vengano loro a portare le loro proposte nel movimento, perché cos'altro sono i comitati se no un'unione di cittadini, che alla fine è la stessa cosa che è il Movimento 5 Stelle. Parole anche dei deputati che dicono noi non abbiamo bisogno di andare dalle parti sociali a sentire cosa ne pensano, perché le parti sociali siamo noi. E qui lo stesso siamo noi i comitati, come vedete ci siete, per cui non c'è questa distanza come in un partito che lui deve andare da ogni comitato a sentire le proposte o da una categoria di avvocati, di ingegneri, di artigiani a sentire cosa ne pensano. Sono loro che vengono invitati da voi qui e viene fatto in modo che partecipino e propongano per la loro categoria o altre proposte sempre per il bene, diciamo così, della cittadinanza. C'è sempre questa sinergia fra movimento, comitati, parti sociali, perché è la stessa cosa. Siamo tutti quanti la stessa cosa. Adesso allora, San Bonifacio è il Movimento 5 Stelle, è il gruppo politico, il primo gruppo politico alle politiche. Alle amministrative presumo che al posto di 3.600 voti ne prenderemo 1.200, non per bene. Perché? Perché alle politiche tutte quante quelli che votano generalmente le liste civiche erano indirizzati al Movimento 5 Stelle. Con le amministrative, a parte il PD, il PDL e le liste collegate, i rimanenti sono tutte liste civiche che correranno autonomamente da sole. Di conseguenza quelli lì porteranno via il consenso al Movimento 5 Stelle. Allora, l'unica ipotesi per andare ad amministrare, secondo me, è che se il Movimento 5 Stelle arriva secondo, abbiamo vinto. Perché?
poi le liste civiche si voteranno. Se arriviamo terzi, siamo fuori gioco. Avremo la rappresentanza di 2 o 1 consiglieri o 3, quello che sarà. Ecco, questo è. Allora, fare discussioni sull'assessore, il controassessore, è una cosa che l'importante è imparare tutti al massimo. Dopo, se siamo tutti quanti nella testa di fare gli assessori, ben venga, ma no, lì fuori l'assessore a stare che vuole studiare, tutta quanta. Questa era la questione per quanto riguarda la situazione di San Bonifacio, sotto il mio punto di vista. Posso rispondere? Non era in quell'ottica lì che ho detto, ho fatto questa proposta, così questa idea, insomma, potete scrivere, no? Era nel senso, in pratica, volevo dire un'altra cosa anche prima. Ecco sì, questi discorsi qua che tu mi hai appena fatto, te lo dico, ci parliamo veramente faccia a faccia e con molta onestà. Sono i classici discorsi che fanno nei partiti. Arriviamo secondi, terzi, primi, ma i voti vanno di qua, i voti vanno di là. A noi questo non ci deve interessare, secondo me. Perché quello che a noi interessa è di entrare. Quando noi siamo dentro è un altro paio di maniche. Anche uno solo abbiamo sempre dentro l'Europa. Se sono di più, meglio ancora, perché si fanno le cose più alla svelta. Se abbiamo un'amministrazione, ancora di più. È una questione di tempi comunque, perché siamo sempre convinti, e anche Grillo l'ha scritto oggi, che prima o poi non c'è si fretta. fermerà fino ad andare a governare e a cambiare il paese, perché lo scopo ultimo nostro non è quello di andare a governare San Bonifacio, Verona o il governo nazionale, è quello di cambiare il sistema. Chiuso. Poi quell'idea lì di fare la giunta sarà quello che deciderete voi a fine anno, potete presentare, vedete come siete messi. Ci sono troppi fattori adesso per poter dire cosa farete in settembre, ma secondo me anche per poter dire cosa farete fra 2 mesi ci sono troppi fattori che influenzano tutto quanto. Ecco qua. Alta? Sono d'accordo con te Giuliano su certi discorsi che ti hai appena fatto, sono d'accordo anche con lui. Io faccio parte dei comitati di Verona contro Cadre 2, quindi ho lì la gara, sono dentro il coordinamento dei comitati contro Cadre 2, quindi che so qualcosa. E per quello che ti diceva prima che alcuni comitati, alcuni che non volevo sottintendere che tutti i comitati così decisero. Infatti, quello che avevo proposto anche l'altra volta, non era mia a dire demonate, sentire le problematiche, cioè dare le soluzioni, non sentire le problematiche, come ti dicevi, che vengano di qua. Ma questa era una domanda che avevamo fatto generalmente all'assemblea, a dire come facciamo a fare l'approccio? Non mi dico che bisogna farlo così. Quindi, giustamente, come vi ho ripetuto prima, la lista a me non mi interessa niente. Il secondo punto del parlamentare, che ti dicevi, lo faremo durante la campagna elettorale, ho fatto caso a Pescantina, agli interventi, insomma a parte filmato, era parte su cosa? Su cosa dice il parlamentare, sulla diaria, questo, cioè gara una sintonia sul pubblico nei confronti parlamentari su cosa dice i giornali, no? Quindi gara lo smostamento del gruppo da parte dei giornali, però la richiesta anche dei cittadini di sapere effettivamente come è le robe, perché è giusto che abbiamo tempo, però se te fai conto, luglio-agosto siamo perdere per le ferie. No, quindi se dobbiamo fare la lista settembre-ottobre, siamo da lì, da fare un po' tardi la lista. Però secondo me un approccio con i cittadini, da dire anche in questa situazione delle crisi che sta venendo fuori adesso attualmente con i giornali, fare contro Grillo, elezioni, questo e quell'altro, secondo me non aiuta ad affrontare i cittadini in una forma localmente. Posso rispondere un attimo solo? Vabbè, Ripeto un attimo, 10 secondi. Lì l'ho detto solo per una cosa veramente tecnica, nel senso che secondo me, poi magari succede che vengono 10 voti e poi parlamentari, per carità. Se vi bruciate adesso questa opportunità, è più facile che un domani vi dica, beh, ma sono già venuti, e allora più facilmente vengono 2 volte quando si fa campagna elettorale. Ecco, visto che li facciamo venire, io
sposterei la cosa più verso Posso fare una postilla? Poi non avremo le elezioni neanche che saranno 3 comuni qua attorno. Quindi non penso che farà tutti i 3 comuni. Beh, siamo di faccia. Quindi verrà qua, attualmente i 3 comuni, vuoi dirte? Ma noi non ci presentiamo alle provinciali. Gli viene 2 volte e gli viene una volta attuale, una volta Non ci presentiamo alle provinciali. sì. Hai regionali. Europee. Le provinciali. Grandi provinciali interessano. No, volevo solo dire per confermare quello che dice anche Giuliano, che il consiglio che vi do anch'io, quello più di chiamare il deputato il più vicino possibile alle elezioni, ma non tanto perché sì, probabilmente si parlerà di diare, si parlerà delle cazzate, passatemi danni che si sente sui giornali. Però servono da canalizzatore i deputati, cioè è come Grillo, è bravissimo Grillo, è unico, però ci riempie le piazze, ok? È importante anche per quello. Quindi più vicino alle elezioni, più sarà facile che dopo, durante o prima dell'intervento dei deputati voi parlerete delle problematiche del territorio, cioè dovrete un po' usare il parlamentare per questo. Poi chiaramente sfocerà e sarà compito del moderatore anche tenere l'assemblea su argomenti più dei locali. Ultima cosa, velocissima, è, come ha detto Giuliano, neanche a me piace tanto sentire dire se abbiamo perso, cioè siamo fuori. Sono discorsi un po' che lasciano il tempo che trovano. Noi in Consiglio Circoscrizionale siamo in 3 su 24 e vi assicuro che stiamo facendo molte più cose noi di gli altri 21 personaggi che ci sono lì dentro, ma non perché noi siamo più bravi, ma perché probabilmente abbiamo più voglia di fare. Quindi 3, 2, 1, 100, meglio essere di più. Però io non ragiono così, non ragioniamo sul numero, ma ragioniamo un po' sulle idee. Se abbiamo una buona idea, vedo che abbiamo approvato idea appoggiata sia dagli Statosi sia dal PD, per cui io sono un po' utopistico su questa cosa. Giuliano? Concludo solo il ragionamento e poi anche una cosa se mi lasciate, se non parlo solo io. E questa cosa qua è una cosa che sta avvenendo molto lentamente, nel senso, su tutti i giornali ieri avete detto il Movimento 5 Stelle crolla, no? Perché il confronto delle politiche. No, la realtà dei fatti cos'è? Abbiamo il doppio di consiglieri comunali in Italia che avevamo prima. Prima ne avevamo 400, adesso sono 800. I parlamentari nostri sono ancora là. Per cui quello che possiamo fare a livello comunale l'abbiamo raddoppiato adesso. Abbiamo consiglieri in città come Roma, come Brescia, come mi sembra Vicenza, che prima non avevamo. E secondo gli altri stiamo perdendo. È già una vittoria questa. Cioè, non si può neanche stare qua a dire, non ha senso dire vincere, perdere, noi dobbiamo andare avanti. Sì, più avanti andiamo e più la gente comincia a essere consapevole. No, dico, è già una vittoria entrare anche solo entrare, ecco. Esatto, perché è una cosa che sta venendo avanti, che sta travolgendo tutto. Pian piano la gente, uno per uno, anche se andate ai banchetti, uno per uno, se voi gli parlate col cuore in mano e gli dite cosa stiamo facendo, se ne rendono conto. Certo. E pian piano, può passare un mese, magari sono più convinti, passa un anno, ma dopo un anno ci buttano. Perché si rendono conto di chi siamo e di cosa stiamo facendo. È così, Ci proviamo? No, bisogna essere convinti. Almeno Tilio, attivista. Speriamo per gli altri, sì. Quello che ho portato ieri su Vita Veneto, sono solo convinto io, basta che lo legga. Ieri l'ho postato su Vita Veneto. Guarda, non ti sto mettendo. Guarda, l'ultimo dei Gross Caricà, come che su Vita Veneto viene pochi che a quelle gai, però cosa faccio? Scanno una discussione e la trasferisco nel Meetup. Ti guardi l'ultimo che ha parlato e vedi cosa ho detto. Ho detto che il Movimento 5 Stelle non ha perso niente, perché il Movimento 5 Stelle è come quando in questa annata, ho detto, c'è stata una buona rattura, una buona concimazione, è stato concimato bene il terreno, c'è stata una buona semina, c'è stata l'acqua giusta, Beppe Grillo, e ha avuto un raccolto fenomenale. È una cosa a cui noi non siamo abituati, perché
fuori dall'ordinario. Noi siamo abituati a fare programmi fino a quest'anno che viene. Col governo per 8 mesi, 10 mesi in Italia, non siamo mai stati abituati a pensare a 10 anni. È una cosa che magari si completerà tra 20 anni, o che magari sarà lettera nei libri di storia come la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, finché si stava svolgendo, nessuno se la faceva. Ce ne siamo accorti adesso noi, leggendo nei libri. Questa qua magari finirà fra 30 anni, magari, con i nostri figli, però sta avvenendo, e pian piano sta avvenendo. Ed è inutile che scrivano quello che vogliono. Quando vedete quelle robe lì, spegnete la televisione oppure guardatevi un film. Guarda, è meglio. Perché è una cosa che è inevitabile. Scusa, vado avanti in un ragionamento, se non mi sbaglio. La cosa dei comitati, nella mia mente, tante persone che ultimamente mi scrivono, mi chiamano, mi parlano, hanno la proposta di legge. La proposta di legge fa fare violenza sulle donne, una ragazza di peschiera, brava ragazza, un'idea geniale anche. Io mi sembra un'idea buona, da tutta la documentazione misturata, parlo con Mattia e Telfredi una sera, così parliamo ovviamente. Dopo torno dalla ragazza e dico, allora sei convinta, facciamo? E guarda, come facciamo? Scusa, l'hai proposto tu. Adesso mi dai una mano, farlo. No. Cioè, adesso mi daranno una mano perché sennò lo uccido. Al minimo. Anche perché una ragazza di 20 anni, dunque. Ma è questo il movimento, è un'opportunità. Cioè, è l'opportunità che una persona può avere di presentare anche una legge vera e propria in Parlamento. Quindi pensate al cambiamento che ci può essere adesso. E questo per allacciarsi al discorso dei comitati. Adesso se vuoi... No. Allora, tornando al discorso avevo detto no, nella continuazione, è stata un'annata fenomenale, un raccordo ottimale. Però, come tutti gli anni, l'anno non è sempre, c'è il momento della siccità. Allora ho detto, tutti i semi che erano in superficie, il vento li ha portati via. Però, essendo stata un'annata fenomenale, abbiamo i semi che si sono radicati nel terreno e quelli non c'è tempesta che li porti via. E quelli prolifereranno e faranno sì che il prato sia dei grillini e non del PDL. Allora, ti faccio Te lo leggi? Secondo lo leggi? Faccio un esempio. Faccio un esempio che diciamo che il vento c'è stato, nel senso che il vento sono 199 comuni in cui sono state presentate le liste su 600 in cui potevamo presentare. Il vento è quello lì. La cosa che ci deve non preoccupare, però diciamo di cui siamo più non delusi, però la nostra cosa principale era che potevamo presentarci in 600 liste o in 400, invece solo 199 liste ci siamo presentati. Il vento è stato quello lì. I semi in superficie ci sono stati, sono rimasti perché quei 400 consiglieri comunali in più sono quei semi in superficie che fra poco germoglieranno anche quelli. Per cui non tutti i semi stati passati via dal vento. No, i semi di olivo, ma qui bisogna in profondità, ma anche superficie Ecco, passiamo all'ultimo punto. No, vabbè, ma qua, scusa, ma adesso c'è quelle cose da mettere in voti qua, no? No, niente, vero? No. Posso? No, diciamo che, scusa, tanto per riassumere, l'unica proposta seria, diciamo, che riesce a riassumere un po' tutto è quella che ha fatto Stefano, che diceva, vediamo se riesco a trovarla, l'ho scritta, ma se no se te la ricordi la ripeti te. Protesta? Eccola qua, sì, che proponeva appunto il sondaggio per la partecipazione alle elezioni, però penso che sia palese che, insomma, come ha detto Giuliano, se siamo qua siamo anche per diciamo, entrare nel comune, diciamo, no? Ok, e poi la proposta era se decidiamo
magari quindi rimandarla a ottobre, Panettone col panettone. ottobre, potrebbe essere novembre, dicembre o febbraio o marzo. Quindi penso che si possa e poi niente, poi sarà il discorso di muoversi per all'interno del territorio acquisendo le problematiche che vengono proposte ai cittadini o vengono sentite. Questo più o meno era quello che è stato detto, quello che avevi riassunto te nelle 3 proposte, che penso che non so se qualcuno, non c'è stato nessun contrario, mi sembra, no? A riguardo. No, allora è inutile che facciamo la votazione, siamo sicuri che Non so, niente. c'è da votare qualcosa? Adesso se vuoi dire ma Allora, parlavo prima della visita di giunta. un minuto, adesso no. Noi abbiamo sabato il banchetto, domenica il banchetto, mercoledì prossimo il banchetto. Dobbiamo decidere quando usciremo a raccogliere le firme. Quando è che si trova? Perché è inutile uscire quando il Gazzetta presenta la mozione per ritirare quando la presentano, almeno dici. No, ma scusa, quando si trova? Hai capito? Allora, io sono abituato, per non sbagliare, io anticipo sempre. Nell'esistenza farlo fatto così. Allora dobbiamo decidere il gruppo di lavoro, domani sera ci troviamo. Il gruppo trasparenza, quando ha deciso di trovarsi. Non si sa. Non siamo a posto. Non si sa. Però sta guarda è un... Sì, il nucleo di questo gruppo fu qua. Allora il nucleo di abitato sviluppa. Ok? Perché Avete Vabbè, ma non ne serve che siamo tutti, quando sono 4-5 persone che mettono a punto il testo della raccolta firme, che si dicono 2 cose sul... Devo mettere a punto il testo, stamparlo e sabato al centro commerciale, perché ho prenotato 80 banchetti. Mastino, Con 14,30 €. Perciò Verona dovrete fare un elenco di tutti i banchetti che farete nell'anno. A Verona facevamo di notte. Scusa, la legge ha una cosa. Di notte ci davano il cambio di notte davanti al comune. La legge italiana prevede che i gruppi politici possono fare richiesta di comunicare con i cittadini senza pagare nessun corrispettivo. Sbaglio o no? Allora, siccome che si può fare la richiesta multipla, se c'è da fare un bollo da 14 €, bisogna che sia una delibera del Consiglio Comunale e verificare se è legittima in quanto impedisce la comunicazione con i cittadini. Perciò fate la verifica che se è illegittima un mese la fate per un anno. No, è regolamentato dal comune questo qua. Come? È il comune che decide, che regolamenta questo. Ma sei sicuro che il comune può farlo? Lo facevo io. Sì, può farlo. Anzi, adesso stanno mettendo in mano ancora questo regolamento. La riducono ancora? No, non so. Lo stanno rifacendo in un'altra maniera. Comunque, se fate la domanda per un mese, la fate per tutti i banchetti, mettete tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e dopo andate come volete. Non si può perché le impostazioni del comune a Verona c'è un massimo, però l'impostazione si può solo 2 volte al mese in quella postazione. Perché ci sono troppi politici ma no, ma in ogni impostazione non sono mica 7-8 possibilità di farsi sotto gazebo. No, la postazione è per un gazebo. In quella postazione si può fare 2 volte al mese. Fanno l'usuramento allora.
No, perché ce ne sono tante. E per dare la possibilità a tutti quanti di poter usufruire, posso fare l'ultima protesta? Sì, no, perché se lasci protesta. No, vai, faccio io l'ultimo. No, niente, devi proporre la firma, cioè cambiando il testo o tenere il testo dietro? Ah, già. Quindi è stata mossa? Sì, no. Ecco, mettete tutto anche su Meetup, perché chi non c'è può dare una letta e scrivere la sua dopo. Diciamo, domani sera è fissato il meetup del gruppo di lavoro Trasparenza e Legalità del Lavoro. Già comunque c'era l'idea di... Ma fissato? Fissato l'8 nel magazzino di Enzo. No, ma scusa, c'era il problema che c'era anche quell'altro gruppo. Vabbè, insomma, intanto... No, ma siccome è urgente va bene, Esatto. non è farlo. Ma chi c'è? Mi per esempio, che dovrei far parte del gruppo di Enzo, mi pare che quello che è scritto a Enzo sia giusto piuttosto accorciare e evidenziare. Cioè, come falsariga va bene, però bisogna accorciare e evidenziare. Io ne do la Vabbè, Giuliano, se vuoi... Buoni. Gianni, vai Al lì. gruppo qua, Domani no. no, il gruppo allora la voce Giuliano. Non so se escono i brani più tardi, non so. In Parlamento il Movimento 5 Stelle ha eletto il 56% di donne. Quando ne è neanche una? Come mai? Ma anche le voterò. Oh, no. A parte che votano un po' poliosi. Non è che, Mi raccomando, lascia da fare a reclutare donne. Tra 4 Che mentre 4. 5 donne. Scusate anche la sorrisa. dico, Sì. può trovare 25%. Ma quanto tempo veloce? Sì, dai. Stasera casualmente sono via, non ci sono... Una è in Francia, due sono in Francia, la Roberta e l'Anna. Sì, è andata a Parigi, in vacanza. Adesso poi mica. Tua moglie, la Roberta, la Anna, E poi da quello che smetti io. la Sabrina da San Giovanni, vabbè. Bisogna recuperare che Sì, no, no. Siamo molto. Possiamo oltre o Facciamo no? l'ultimo punto così dopo... Così, l'ultimo punto è il 1936. Prendiamo questa pizza, dai. Va bene. Se voi siete d'accordo, noi semplicemente posteremo, noi dico io e Gianni e il Massimo, insomma i co-organizer, postiamo quella proposta di turnazione di gruppi, così tanto la leggiamo e vediamo se è una roba che può funzionare. Abbiamo un testo di riferimento. Posso fare una postilla? Allora, Massimo, qui ritirato momentaneamente, chiuso il discorso. Gianni, Roberta e il resto cosa fai? Appunto, quindi viene da tre. No, beh, se c'è qualcun altro... Ma vuol dire, non è che resta vacante il posto, no. Oppure vuol dire che bisogna per forza aggiungere. No, proprio, fra l'altro mese magari perché è Massimo, dopo un po' di riposo, ma riprende l'attività. Ma non è Ma non è uscita. No, da co-organizer. No, davvero, anche questo, perché sono 27. Postiamo l'idea, perché c'è un molto semplice, di fare un gruppo, perché questo c'entra anche col discorso amministrativo, di fare i gruppi di supporto. Allora, un gruppo di supporto informatica, diciamo così, ok? E potremmo rimanere io, Gianni, il Massimo e il Fabrizio e magari un altro, e facciamo un gruppo di supporto. Questo è il problema di gestione così. Sì, che rimane sempre aperto, comunque Che rimane sempre può- aperto, chiunque può venire, può aggregarsi. che non è collegato all'organizzazione del meetup. Dovremmo comunque accedere in ogni caso sul meetup, ma solo per una questione pratica. E di modo che possiamo decidere uno o due co-organizer di turnarli, e non è necessario che siano delle cime
di informatica, perché vuol dire che verranno a chiedere a me, a Gianni o a Massimo, a chi come muoversi, ecco, insomma, in modo da poter far circolare questo ruolo, insomma, che comunque decidi chi accoglie l'unità, chi non accoglie, insomma, è discorrendo. Molto in stretta, e insieme a questo è un gruppo di supporto. L'altro gruppo di supporto potrebbe essere un gruppo di supporto, tra virgolette, amministrativi che potrebbe occuparsi di gestire, di coordinare, diciamo, le robe pratiche e operative che riguardano le amministrative. Questa è l'idea, insomma, grosso modo. A proposito, Sì, dai. allora io ho proposto di realizzare chiamiamolo comitato. No, a te studialo perché è interessante. Lo chiamiamo un comitato di cittadini che danno la disponibilità di fare lavori per l'amministrazione gratis. Ma l'hai già detta? Basta. Segretario, Ti lo mando e basta. No, siccome l'ho già relazionato, è una cosa interessante perché coinvolge tutti quanta quella gente, magari disoccupati e quant'altro, che possono fare lavori per l'amministrazione in cui l'amministrazione fornisce il materiale e loro fanno una prestazione d'opera. Ecco che allora avremo dei servizi sul territorio che altrimenti non avremo. I comuni lo faranno, tipo Padova, Fine della registrazione.